Senta, buongiorno avvocato. alcune domande in contraesame. Lei, su domanda del pubblico ministero, ha affermato di aver iniziato una sorta di carriera criminale con suo zio Baficchio, con Galleoni Sì. Giovanni. Senta, può datare meglio questo inizio della sua carriera criminale? Allora, io ho cominciato, diciamo, a fare la vedetta a Piazza Gaspari nel 2004. Ho saputo che era mio zio che avevo fatto da poco 16 anni, quindi parliamo, che ne so, di settembre-ottobre. Ricordo che dopo qualche mese ci fu un blitz a Nuova Ossia, fra cui arrestarono mio zio Francesco Antonini, Daniele Pergola, Roberto Pergola e tante altre persone, diciamo. Ho capito. Poi l'ho rivisto, sì. Quindi lei, suo papà, Massimo, lo ha conosciuto nel 2004? Sì. Ma lei sapeva se suo padre collaborava con suo zio nelle attività criminali, tipo lo spaccio, slot machine, pizzo, droga? Allora, mio padre ha collaborato con Giovanni fino al 2002-2003 e diciamo quando io l'ho conosciuto comunque sia mio padre si era avviato un'attività all'inizio di Cocomeraro e poi di Paninaro sul lungomare Toscanelli e diciamo, per il suo carattere un po' bruto, manesco, s'ubriacava, dava un po' fastidio, Giovanni l'aveva fatta allontanare dalla vietta. Quindi diciamo ha ricoperto un ruolo fino al 2003-2002, non saprei dire proprio una data esatta. Ma lei sapeva in concreto cosa faceva vostro padre? Cioè spacciava, faceva le estorsioni? Che No, faceva? mio padre faceva la stessa cosa che facevo io, controllavo la vietta. Ho capito. Faceva occupare i garage abusivi ai cileni, queste cose qua che all'epoca tanti garage non erano occupati e niente, ha fatto occupare un po' dei garage con Belli, con Giovanni, a cileni, a stranieri, diciamo. Ho capito. Senta, lei ha appena detto che suo papà era un po' burrascoso, era un violento, cioè era manesco. Le risulta che ha avuto un alterco, ha picchiato un soggetto che si chiama il Ciambellaro? Sì. E il motivo della lite ce lo può spiegare? Il motivo della lite, cioè, non so se era stato un saluto o comunque sia uno sguardo del troppo, perché mi ricordo che quel giorno è venuto Massimiliano Spada a casa mia, che abitava a casa di mia madre, e mi ha detto vatti a riprendere tuo padre perché sta imbriaco fracico, gli ha menato al Ciambellaro. Io sono andato a cercare mio padre, ho visto il Ciambellaro con la bocca che usciva un po' di sangue che andava via verso le Case Rosse e mio padre già non so dove stava al bar di Omar o era andato al bar di Roberto, comunque già era sparito da... Ho capito. E questo Ciambellaro era il papà di Miserino Mirko Emanuele Granato? Sì. Ho capito. E poi avvenne che suo papà fu ferito? Fu gambizzato? Sì. Dopo questa lite con il Ciambellaro? Io dopo lasso di tempo penso una settimanella massimo. Ho capito. Poi non so dire proprio, comunque sia una settimana massimo. Ho capito. Senta, lei conosce un Conad localizzato presso l'abitazione di suo padre, un Conad supermercato? Abitazione di mio padre abita a Ciglia. Ma frequentava un Conad, faceva la spesa di prepotenza a un Conad? Sì, a via Umberto Cagni e via Guido Vincon. Ah, ho capito. Chi era il proprietario di questo Conad? Orsorangelo. Come si chiama? E io chiamo Orsorangelo. Il cognome se lo ricorda? No. Ho capito, ma non era uno Spada, era un soggetto comune? Era una brava persona. Una brava persona. Tuttora penso una brava persona. E quindi si ricorda se suo padre faceva la spesa senza pagare a questo Conad con dei carrelli, usciva fuori? Sì, è successo che ci stavo pure io e c'era anche riempiva lei? sigarette. Sì, è successa una volta che c'ero pure io, ma cioè io ero andato là così e
mi ha messo me, tra virgolette, cioè io alla fine non è che mi mancava da mangiare. A lui gli piaceva farsi tarantelle, stavo col bambino, gli ha fatto lui si chiama Giovanni, io gli rispettavo, ora che non c'è sta più mio cugino, io ripaga a lui, vabbè, tutte cose un po' particolari si è messa a dire. Ho capito. E quindi questo suor Angelo subiva da suo padre queste prepotenze? Sì, ma il suor Angelo ha subito per 10 anni da mio padre, cioè non è che è stata una cosa da adesso, cioè mi ricordo pure nel 2008-2009 andavamo a fare i fornimenti, cioè andava perché io più che altro aspettavo al chiosco, andava a fare i fornimenti di gratis. cibo, di spesa gratis, ho capito. Sì, andava a prendere birre per fare i fornimenti, oppure magari, che ne so, spendeva 100 euro, gliene dava 40, gli diceva poi ti do, ma ho capito. C'era poco da fare, insomma. Senta, lei nel corso dell'esame ha nominato alcuni soggetti, Calabrese, Carichino, Sì. Patacchiola. Ci può spiegare come conosce questi fatti relativi a queste persone e se qualcuna di queste persone è deceduta? Patacchiola non mi pare di averlo nominato. Chi ha nominato? Calabrese e Carichino? Calabrese e Carichino. Vabbè, Calabrese e Carichino erano, vabbè, aspetta, Calabrese Franco, detto il Ciccione, che era il papà d'Alessandro, e Carichino, che mo mi sfugge il nome, francamente. Fabio Carichino dovrebbe questo essere. Carichino è vivente o è deceduto? No, sono tutti e due morti. Ah, sono morti. E lei sa per caso chi li ha ammazzati? L'ammazza di Augusto Patacchiola. Ho capito, ma era gente che frequentava piazza Gasparri? Era gente che frequentava la Bisca Bianca, che frequentava la Vieta, la Bisca Bianca, perché la Bisca Bianca era di Massimo Calabrese, il fratello di Franco. Ho capito. Ma questo Patacchiola, Augusto, era amico di suo zio? Sì, diciamo c'era un'amicizia, di fondo c'era un'amicizia. Ma che li ha ammazzati a Calabrese e a Carichino, come lo sa? Dai giornali, ho seguito il processo, dalla stampa? Allora, io nel 2009, no scusi, nel 2009 stavo carcerato a Civitavecchia e Alessandro Fasciani mi mandò un verbale fatto da Patacchiola Alessio in cui dichiarava le persone che erano andate sotto casa sua a citofonare, a bussargli alla porta, aveva messo in mezzo Simone Carinei, Carichino, Calabrese Alessandro, Rutilo Fabrizio, io non mi ricordo tutti i nomi, comunque sia, ha fatto proprio una dichiarazione scritta. Siccome Alessandro Fasciani era coimputato con lui per l'omicidio del Gazzomero, mi ha mandato sti fogli a Civitavecchia, io stavo, per mandare in giro sti fogli che Alessio Patacchiola era infame. Ho capito. Ecco perché lo so, perché ho letto i fogli pure. Ho letto dei fogli. Ho letto i fogli, sia ho parlato con Alessandro Calabrese, quindi è tutta che era il gente figlio che di gravitava Franco. in piazza Gasparri, in Ostia, queste persone, gente che all'epoca era in piazza Gasparri, era? No, piazza Gasparri, le Ostia. Sì, ma sono persone di Ostia, questi criminali che le ho nominato, sono persone di Ostia, quindi? Criminali, Alessandro Calabrese, se è criminale o non criminale non lo so, se Augusto Patacchiola io mi ricordo che faceva lo spazzino per l'ama, poi se era un criminale sono deceduti o meno... questi signori, però questi signori sono deceduti con colpi d'arma da fuoco, quindi non è che sono deceduti... Sì, no, ma infatti Franco Calabrese sì, era un boss, diciamo, era un boss, ho capito. E c'è un'opposizione garantista. Vabbè, andiamo avanti. Va. Senta, lei ha detto che conosceva Tiziano Spada e Vincenzo Spada, detto Gnocco, figli di Pelé, di Enrico. Dice che qualche volta ha spacciato con loro, con Titti e con Vincenzo. No, Vincenzo francamente non ci ho spacciato con Gnocco. Ah, quindi non ha mai spacciato con Gnocco. Tiziano sì. Lei ha spacciato
Sì. Con Tiziano. Gnocco so che l'hanno arrestato per l'operazione che hanno arrestato Ube, il contadino e tante altre persone. Lei sa l'esito di quel processo nei confronti di Vincenzo Spada e detto Gnocco? Lo sa l'esito di quel processo? No, francamente non penso sia una cosa che mi interessa. Tiziano fu arrestato in quel blitz anche lui? No, Tiziano no, io con Tiziano ci ho spacciato dopo che hanno fatto il suo blitz. La domanda è questa, mi perdoni, perché signor Piazza Gardoni. Gasparri era scoperta e dopo che hanno arrestato Ube e tutti gli altri, diciamo, si sono messi in mezzo loro pure, Tiziano, il Puzzola che sarebbe Francesco Spada, Juan Carlo Spada, un po' tutti, diciamo. Quindi lei ha spacciato soltanto con gli imputati di questo processo, Io con Tiziano Ho Spada. spacciato con Tiziano, ho spacciato con Ube, ho spacciato un po' con tutti, non dico proprio tutti, ecco, con Foganera non ci ho mai spacciato, e con Ottavio non ci ho mai spacciato, con Romoletto o Carmine, Ottavio quell'altro grande non ci ho mai spacciato, l'unici che posso dire che ci ho spacciato so Roberto Spada detto Zibba, Enrico Spada detto il Magnifico, e Francesco Di Silvio detto Ube. Poi non è che io spacciavo con lui passava ogni ora con una busta con 50-100 pezzi, tirava dentro al parco di Piazza Gasparri e noi spacciavamo per lui. Ma non è che spacciavo insieme a lui, spacciavo per lui, che è un po' diverso. Posso mettere in mezzo Silvano Spada? Può riferire un episodio datato temporalmente, un luogo riscontrabile dove lei ha avuto a che fare con Roberto Spada? Roberto Spada piccolo? Quello del bar. Grande o piccolo? Il proprietario del bar, dove vendevi i cornetti. Il proprietario del bar... Allora, partiamo dal presupposto che io dal 2012 che mia moglie ha occupato casa a Via Baffico, fino ad aprile del 2014, fino a marzo del 2014 che è nata mia figlia Sharon, ero di abitué ad andare a comprare i cornetti e le tortine alla Nutella al bar di Roberto, perché in quanto lui si riforniva da Arlecchino e io all'epoca non avevo la macchina, preferivo andare al bar di Roberto che farmi 2,5 chilometri ad arrivare al negozio che le faceva Balegnere. E diciamo con Roberto c'è sempre stato un rapporto normale, buongiorno, buonasera, poi è successo che a aprile io ho cominciato a spacciare con lui, cioè non con lui scusi, con Roberto Spada piccolo, ha detto Zibba, con Silvano Spada, con Enrico Spada, e niente, lui una sera è venuto, è passato Maurizio Cirielli che non so, doveva fare qualcosa, ha detto sono andato da una parte, c'ho da fare, e lui si è vantato anche davanti a me che gli aveva fatto sta prepotenza di casa perché c'era un buffo di 8.000 euro che era salito e si era preso casa sua a Via Guido Vincon. Ma adesso adesso arriviamo alla casa di Maurizio Cirelli detto il sordo. Ok. In quell'occasione quindi non ha visto bustine, droghe, cose consegnate da Roberto? Io ho visto che Zibba, Roberto Spada, detto Zibba, andava a prendere una bussina con, mi pare, 20-30 pezzi, ma non so se l'ha presi dalle slot machine o dal bagno, ma il bar di fondo era di Roberto Spada Grande, quindi se gli stava bene, cioè se io ho un'attività mia lecita non faccio mettere cocaina o droga nel bar mio. Cioè io ho visto Roberto Spada Zibba, no? Roberto Spada Grande. E chi c'era con lei quando ha visto questa cosa? Ci stava il fratello di Zibba, Macisse, ci stava Roberto Grande. Il periodo ce lo può riferire? Il periodo? Se era estate, era inverno, che giorno, se era primavera? Era aprile, aprile, non mi ricordo il giorno esatto, signor Saniscia. No, sono avvocato, però mi ricordo... Sono un avvocato, non mi chiami signore. Vabbè, anzi, un signore, è più grande di me, le porto rispetto. Avvocato Saniscia, se gli va meglio,
le do dell'avvocato. E mi ricordo che era aprile del 2014, in quanto mia figlia Sharon era nata l'8 marzo e ho cominciato a spacciare per loro e a fine marzo. La cosa è durata 2 o 3 settimane e quando c'è stato questo scambio dei pezzi, che Robertino sarebbe Roberto Piccolo, c'era Macisse, c'era Roberto Grande, e c'era Principessa che è la sorella d'Ottavio, c'era un'altra persona che mo mi sfugge il nome, comunque eravamo 4-5 persone. Ho capito. Senta, l'episodio dello scambio di case di Cirelli e Maurizio il Sordo, lei ha detto che questo scambio di case da chi l'ha saputo? Da Cirelli? Che c'è stato da lo scambio di case con Spada. Roberto? Da Roberto Spada. Ha saputo che c'è stato uno scambio di case? No, uno scambio di casa, gli ha levato casa alle prepotenza perché c'era un buffo del fumo. E questa cosa chi gliel'ha raccontata? Sempre Roberto Spada. Ma le ha viste lei le case, le condizioni come stavano, quelle di Cirelli e Roberto e quella di Roberto? Se era conveniente, se era una casa rovinata, se conveniva? Io da quello che so, le case di via Marino Fasan, che sarebbero le case quelle dove sta la mamma di Cirielli, e si vedono proprio i barconi che crollano a pezzi. Proprio i pezzi di ruggine, le ringhiere che Ma lei c'è cascano stata a casa sopra. di Roberto Cirelli? Dentro casa di Roberto Cirelli c'è mai stato? Di Maurizio Cirielli? Di Maurizio Cirelli c'è stata? Ha detto il Sordo, c'è stata lei? No, sono stato al garage suo, ma a casa della mamma no. Ah, quindi non l'ha mai vista? La domanda è sono questa, stato se là ha mai visto sotto la casa della mamma mi è Cirelli, capitato di Maurizio, aspettare detto il lezione, Sordo, che è il fratellastro. si era rovinata, e si erano le condizioni. Aspettavo lì sotto. Le faccia fare la domanda. Lei ha detto che non c'è mai stato in questa casa? No. Ho capito. Senta, e sua moglie, Yanni Tamara, frequentava il pub Lo Stato Brado di questo Maurizio Cirelli? Sì. Cosa andava a fare sua moglie là? Ogni tanto andava a prendere il fumo, ogni tanto si andava a prendere una crepe. Ho capito, quindi a volte fumo, a volte crepe. E questo fumo glielo dava Maurizio Cirelli? Sì. Ho capito. Senta, lei dice di questa palestra occupata, non so da chi, durante l'esame ha risposto al pubblico mistero. Ci fa una genesi di questa palestra di Roberto Spada? Di chi era prima, chi l'aveva occupata prima? La palestra. Sì, la famosa palestra, cioè quella era arrestata o quella prima? Che stanno 2 le palestre. Quella prima. Quella prima perché quella era arrestata io già ero andato via, quindi manco l'ho mai vista. Niente, la palestra che sta a via Antonio Forni all'origine era una palestra di pugilato che veniva gestita in parte dalla moglie di Roberto Spada, ma di fatto pagavano affitto a Giovanni. Poi ripeto, come fossero andate le cose, come erano realmente le cose, questo lo possono sapere Elisabetta e Giovanni, che Porello non c'è più, lo può sapere Roberto. De fondo io so che comunque sia pagavano per stare là, cioè non è che la palestra era gratis, so che i ragazzi si allenavano a fare la box e dopo un paio d'anni, un anno che è morto Giovanni, hanno messo pure questa scuola di danza, cioè prima che moriva Giovanni sempre Roberto, mo non so chi la gestiva, allenatori o non allenatori, facevano la kickbox, la box, cose così, poi mi ricordo che... Ma questa palestra era frequentata anche da lei, io lo sapevo soltanto da voci di Io l'ho frequentata nel 2006-2007, ma qualche mesetto, proprio poco e niente, ma c'è livello agonistico perché ho fatto prepugilistica e box, ma ci andavo giusto per sfogarmi un po'. Quindi fino nel 2007, quindi nel periodo in contestazione... 2006-2007, non so di una data, ma ci sono andato 10 volte, non è che stavo là tutti i giorni, ero un frequentatore di tutti i giorni.
Ho capito. Senta, invece la bisca di Lelli, quella gestita da Lelli nel 2014-2015, la frequentava pure lei? Allora, io la bisca a via Danilo Stjepovic, diciamo, l'ho frequentata poco e niente, cioè nel senso, l'ho frequentata nel periodo che ho finito gli arresti, nel 2015, da marzo, un paio di mesi, e là c'ho avuto la tarantella poi con Massimiliano Spada che voleva casa di mia madre, che è venuto con mio zio Francesco Leone, c'era pure Lelli, e lui voleva sta casa e basta, cioè, ma a livello di frequentazione c'avevo i miei suoceri che abitavano a Via delle Azzorre, quindi dall'altra parte, quindi era normale che passavo là tutti i giorni, cioè ciao ciao, basta, mi fumavo una sigaretta e bah. Cioè non è che ero un giocatore, o giocavo manco so buono a giocare a biliardo, quindi... Ho capito. Senta, invece per quanto riguarda l'episodio di Lelli, il colpo di pistola sparato vicino all'orecchio di Lelli e la rottura del ginocchio del fratello di Lelli, Sandrino, chi gliel'ha riferito a lei? Da parte di Giovanni Galeoni? Entrambe le cose me le ha riferite Lelli in primis, perché comunque sì, allora Giovanni era morto da poco, c'era circa un anno diciamo, e era morto a novembre del 2011 e mio figlio Giovanni è nato il 1° ottobre del 2012. E era il periodo che volevamo rialzare la vietta e una sera mi disse ora io da qua non ci sento bene perché tuo zio mi ha sparato vicino all'orecchio, di qua e di là, io ce l'ho un po' con te perché hai chiamato tuo figlio, non ce l'ho con ragazzino, ma io ce l'ho con te perché a me quel nome mi ricorda cose così. Poi vabbè mi ha raccontato questo episodio del ginocchio di Sandrino, perché Lelli c'aveva un buffo e Giovanni non mi ricordo se gli ha levato la mansarda che poi ha venduto a Valentina, mo non mi ricordo il cognome ma l'ho detto al verbale, purtroppo ora il cognome mi sfugge, comunque sia è la compagna di Luis Alvaro qualcosa, che stava con Silvia Dragonetti che ci ha fatto pure una figlia, e non so se era l'episodio della mansarda o comunque sia un altro. Fatto sta che Lelli aveva sto buffo, gli ha menato, Lelli faceva il pugile all'epoca, gli ha spaccato il ginocchio a Lelli, Sandrino si è messo in mezzo, all'epoca lui giocava diciamo nelle riserve della Roma in Serie A, ha preso Sandrino e gli ha spezzato il ginocchio pure a Sandrino. Questo Galleoni l'ho fatto? Sì, sempre Galleoni. E dove l'avrebbe fatto questo? Nella stanza del garage delle torture? No, nella stanza del garage delle torture, a Lelli ha sparato vicino orecchio, penso nell'ufficetto che c'aveva come scendevi a rampare le scale, e ginocchia gliela spezzate proprio sulla discesa del garage, davanti a tutti, in pieno giorno. Questo sempre Giovanni Galeoni? Certo. Ho capito. Per ora nessun'altra domanda. Allora, chi vuole rivolgere domande? Buongiorno signor Cardoni, avvocato Proietti. Buongiorno avvocato. Difesa Spada Roberto detto Zibba e Spada Enrico detto Maciste o il Magnifico. Ok. Lei ha riferito che nel 2014 per 14 giorni, per 2 settimane, ha spacciato a stecca con Enrico e Roberto e Zibba. Ci può specificare, ci può descrivere cosa significa questa espressione spacciare a stecca? Stecca che il guadagno veniva condiviso e la rimanenza veniva reinvestita nello stupefacente. Quindi in quei 14 giorni lei ha finanziato l'acquisto di stupefacente, quanto ha messo di soldi? No, io non ho messo niente, loro lo compravano e io lo spacciavo. Ah, quindi loro lo compravano, quindi non stava a stecca lei? Più che altro
sta droga, a detta di Silvano, la comprava lui, riforniva lui sta piazza di spaccio, ma tante persone si sono lamentate però la della domanda, pessima qualità. Cardoni, la domanda è precisa. Lei ha detto che stare a stecca, ma ascolti, che stare a stecca Stare a stecca, mo glielo spiego io Romano, sta a stecca vuol dire che se una cosa la vendi a 50 euro, sei in 4, so 5 euro per uno al perso, i 30 euro che rimangono si reinvestono per più altra droga. Ecco che vuol dire sta a stecca. Allora, secondo quello che ha riferito lei, stare a stecca significa... Mi scusi Cardoni, faccia finire la domanda. Prego. Stare a stecca significa 3-4 persone si mettono insieme, mettono dei soldi insieme e acquistano la sostanza stupefacente. Questo l'ha detto lei la scorsa volta. Presidente, c'è opposizione, non ha assolutamente detto questo, è un metodo di distribuzione. Ha parlato della del stecca, provento. ma non mi pare che abbia detto questa cosa, questo metodo di mettere i soldi, mi sembra di no. Aspetti che lo ritroviamo. Vabbè, comunque ci può chiarire lei adesso cosa intendeva per stecca e... Prego, risponda alla domanda. No, il problema è che io non l'ho mai detto che mettevo dei soldi per acquistare la droga, quindi magari l'avvocato Proietti ha letto qualcos'altro, non lo so. Io ho detto stavamo a stecca perché si vendeva un pezzo, si divideva per 4 e a detta loro si reinvestivano quei soldi, ma io non ho mai messo un euro per comprare la droga con loro, cioè se no non spacciavo per loro, no, me la compravo per cavoli miei e me la vendevo da solo, no? Che so stupido che do pure i soldi, cioè mi rischia galera solo io e metto pure i soldi per fargliela comprare, cioè. Allora, la dottoressa Calò le ha chiesto che cosa si intende per stare a stecca, sempre per spiegare questo gergo. Le ha risposto, quando acquisti uno stupefacente viene diviso in 3-4 parti uguali. Una partita di cocaina costa 4.000 euro, siamo in 4, si fa 1.000 euro per uno e il guadagno si divide in parti uguali. Questo l'ha detto lei la scorsa udienza. La scorsa udienza. Che pagina? Allora, lei qui scusi, parlava io in forse generale. quello, signor giudice, scusi, forse quello è stato un esempio. Cardoni, mi scusi un attimo, sto Ho fatto un rispondendo al esempio, Presidente. ma ho Pagina detto io 23. ho messo 1.000 euro con 4.000 euro con Silvano, Macizze e Zibba per prendere la droga, no, ho fatto un esempio. Cosa vuol dire a stecca? Lei quindi Ho parlava in specificato, ho generale. spiegato Parlava in il generale, significato non della parola faceva stecca. riferimento all'attività specifica da lei svolta. Quindi. Che pagina era, scusi avvocato? Pagina 23, 43 di 64. Aspetti, allora. Signor giudice, Prego. durante i colloqui con la dottoressa Ilaria Calò mi è capitato di spiegare dei determinati linguaggi che comunque siano, sono romani, diciamo, no? Dobbiamo fare l'ermeneutica dell'ermeneutica. Allora, a un certo punto viene interrogato il signor Cardoni e dice precisamente testualmente in fase di interrogatorio, quando ha rilasciato le dichiarazioni, che per 14 giorni è stato a stecca ha spacciato a stecca con Enrico e Zibba. La dottoressa Calò gli ha chiesto di spiegare, Cardoni non faccia come sua moglie, una dichiarazione che stava a stecca con loro, poi mi è stato chiesto la volta scorsa che vuol dire stare a stecca, ho fatto un esempio. Cardoni, sono due cose differenti. Cardoni, mi ascolti, lei faccia finire la domanda, poi dà la sua spiegazione, capito? Ok. Allora, quindi quello si riferiva al colloquio fatto nella fase delle indagini, no? Aprile 2014 ha spacciato a stecca con Enrico e Roberto per 14 giorni. Va bene. L'ha detto lui. Sì, Poi l'ha gli è stato detto lui. chiesto Poi che significa stecca e ha spiegato che significa stecca. Allora io adesso la domanda era questa, quindi lui non ha messo soldi per acquistare questo stupefacente.
Questa è la domanda. Giusto, Cardoni? Giustissimo. Giustissimo. Quindi, quando lei dice sono stato a Stecca, ho fatto questa tarantella per 14 giorni con Enrico e Roberto, lei che cosa doveva fare? Visto che non ha messo soldi, quindi doveva spacciare. E quanti pezzi ha spacciato? Che avrò spacciato 30 pezzi. Lei ha spacciato 30 pezzi. E dove li ha spacciati questi 30 pezzi? A Piazza Gasparri. Quindi gli sono stati consegnati 30 pezzi che lei custodiva dove, Cardoni? Dentro casa di mia madre. Dentro casa di sua madre. E poi li ha spacciati lei? Sì. E quanto ci ha fatto con questi 30 pezzi? Che ci ho fatto? 5 per 10, sono 50, sono 150 euro. 150 euro ci ha fatto lei con questi 30 pezzi. Il suo guadagno... Dovevamo prendere 4 persone, 5 euro al pezzo, quindi eravamo 4. Cioè, 4 persone dovevano prendere 5 euro a pezzo, 5 euro lo prendeva lei, 5 euro lo prendeva Zibba, 5 euro lo prendeva Enrico e 5 euro prendeva un altro? Questo era? Silvano, sì. De fondo era quello il patto, diciamo, ma si sa che non era così. Cioè. No, lei ce lo sta spiegando, cioè il patto era quello? Sì, il patto era quello, sì, l'origine era quello. E chi l'ha comprata questa sostanza? A detta di Silvano prendeva sta cocaina, poi se la prendeva qualcun altro io non lo so. Quindi Silvano la comprava e voi la vendevate? E ognuno di voi guadagnava 5 euro a pezzo, giusto? Sì, però loro stavano a sedere sulla panchina senza fare niente. Lasci perdere, questo era l'accordo tra di voi? Sì. Quindi anche Enrico doveva prendere 5 euro a pezzo e anche Roberto doveva prendere 5 euro a pezzo. Loro spacciavano i loro 30 pezzi e lei spacciava i suoi 30 pezzi. Questo era l'accordo? No, non ci stavano 30 pezzi e 30 pezzi. C'erano questi famosi 30 pezzi e basta. C'erano solo questi 30 pezzi? Sì. Dopodiché mi sono tirato fuori perché era meglio che andavo a rubare. E quindi aspetti un attimo, quindi questi 30 pezzi che sono stati acquistati sono stati dati tutti a lei e li ha venduti tutti lei? Ho venduto io, sì. Poi è successo che io sono andato a Milano e ho preso anche una multa da Trenitalia a Milano perché in febbraio dovevo cominciare gli arresti. E lei è andata a Milano prima o dopo averli spacciati questi pezzi? È andato a Milano prima o dopo averli spacciati questi pezzi? Nel durante è successo che sono andati alle 3:30 di notte a casa di mia moglie e gli ha dovuto far aprire a casa di mia madre e Zibba si è andato a prendere questi pezzi dentro casa di mia madre dove sapeva che c'erano i pezzi. E quanti erano sti pezzi che erano rimasti? Che saranno stati 12 pezzi, 13, 10, non lo so. Non mi posso ricordare una cosa di 5 anni fa, così. Beh no, come si può ricordare una cosa di 5 anni fa? Ho capito, ma mi ricordo se erano 11 o 12, che cambia? Scusi, lei hanno fornito... non vede la logica. Allora, lei le hanno fornito della sostanza stupefacente, è stato preciso, 14 giorni, 30 pezzi e ne ha spacciati una ventina, quindi li ha spacciati lei, giusto? Ok. Poi gli altri 11 li hanno ripresi loro? Ma non è che l'hanno ripresi, alla fine 5-6 gliel'ho ridati a Silvano perché sono tornato da Milano perché in febbraio, qualche giorno prima che partivo, i signori hanno fatto tutto un ragionamento strano, un po' in zingaro, un po' in italiano e hanno fatto tipo l'esempio che qualcuno veniva ammazzato in incrocio del tabaccaio e non mi sono più sentita di lavorare con loro, siccome all'altro incrocio avevano ammazzato mio zio. No, ma lasci... che lascia? Ma allora, io ti sto facendo le domande su questo episodio in cui dice che lei ha commesso dei reati di spaccio, giusto? Perché lei 20 pezzi li ha spacciati sto rispondendo. Ecco, perfetto. Allora, a un certo punto, dopo questi 14 giorni, lei non se l'è più sentita, quindi questi 11 pezzi che le erano rimasti, glieli ha restituiti? Sì, non mi ricordo se erano... Finisce 2 settimane dopo, giusto? Sì.
E questi 30 pezzi chi gliel'ha dati a lei? Chi gliel'ha consegnati? Roberto Spada, detto Zibba. Gli ha messo in mano a lei 30 pezzi? Però io posso chiedere una cosa, avvocato? No. Scusi, Ma ha non detto 3 faccia le volte che gli ha dati i domande. pezzi e 3 volte gli ho risposto che mi ha dati Roberto Spada. Non l'ho capita. Normale. Sono 3 volte che mi chiede chi mi ha dato i pezzi e sono 3 volte che le rispondo che me li ha dati Roberto Spada. Roberto Spada ha detto Zibba, gli ha dato i 30 pezzi. Zibba, Roberto Spada ha detto Zibba, gliel'ho detto già 3 volte, me lo vuole richiedere magari fra 5 minuti così glielo ripeto. Se c'è bisogno glielo richiedo fra 5 minuti anche, Cardoni. No, vabbè. Lei sta seduto No, qui no, per no, rispondere alle Presidente, domande. Presidente, Allora. no, Presidente, no, voglio dire, io sto qua a appunto, disposizione. Cardoni, non faccia polemiche, risponda alle domande, se no l'avvocato diventa altrettanto polemico. Cioè non è che lui si può Vabbè, permettere allora, con me di avvocato, fare il faccia gradasso in le- questa maniera. Va Continui bene? a fare le domande, su. Andiamo. Allora, voglio sapere quando gli ha dato sti pezzi. Perché lei dice non mi posso ricordare di cose 5 anni fa, siccome è un episodio piuttosto Presidente, specifico, allora viene c'è opposizione. consegnato Allora 30 voglio pezzi. dire, no, allora l'avvocato finora ha prima richiesto le stesse cose e va bene, diciamo che ci serve come memoria, ma rispetto a delle, come dire, risposte precise, collocate nel tempo compatibilmente con la memoria umana, non si può reiterare alla n volte la stessa domanda solo per mettere in difficoltà il test. Ma io non voglio mettere in difficoltà il test, io voglio sapere, ci sarà stato un giorno preciso in cui andate a ritirare questi 30 pezzi, no? È un'attività un po' particolare quella dello spaccio dello sostanza stupefacente, ce l'avrà la contezza, la memoria di quello che è successo? Conclusivamente, su, finiamo su questo punto. Allora, prego avvocato, faccio la domanda. Senta Cardoni, gli faccio un'altra domanda. Lei ha riferito a un certo punto che aveva nella sua disponibilità 3 case occupate, Sì. vero? E queste 3 case occupate erano collocate dove? 2 a via Baffico e 1 a via Vasco da Gama. Dopodiché di queste 3 case occupate c'è stata un'attenzione da parte di Massimiani, Dettolelli, di Massimiliano, eccetera. In che periodo temporale viene collocata questa attenzione da parte dei signori Massimiliano Spada e Massimiani Dettolelli? Allora, Massimiani ha cominciato a darmi fastidio ad agosto del 2012 con queste case. Voleva per forza la casa di mia madre, si era inventato che aveva pagato 5.000 euro di mattonelle e tutte cose. E Massimiliano Spada ha cominciato a volere questa casa di prepotenza ad aprile del 2015 e se l'è presa a maggio poi. Quindi lei diciamo che è dal 2012 che ha cominciato ad avere storie con questi signori, giusto? No, con Massimiliano Spada no, solo con Massimiliano Massimo. Solo con Massimiani Dettolelli? Sì. Quindi nel 2014, quando poi per quei 14 giorni ha fatto quell'attività di spaccio, i rapporti con gli Spada erano tranquilli? Sì. Non c'è avuto mai nessun problema? Con loro no, ancora no. I problemi sono cominciati ad arrivare nel 2015, giusto? Così ha detto lei? Sì. Sempre in relazione a quella casa. I problemi sono arrivati con casa di sua madre? Sì, perché Massimiliano Spada viveva in un sottotetto abusivo, e gli era nata da poco la bambina e non avendo la disponibilità economica di affittarsi una casa o di occupare, perché Pelé non voleva che sua figlia occupasse una casa perché lui era Pelé, questo parole di Pelé, detto vabbè Pelé Enrico Spada, e hanno voluto fare per forza sto scambio, mi hanno minacciato. Però lei la scorsa volta, Vale. no? A un certo Ok. punto ha fatto una dichiarazione
se me la può spiegare, Sì. che dice che a un certo punto lei aveva bevuto un po' e è andato a discutere con Massimiliano Spada, perché Sì. Massimiliano gli aveva portato una signora da lei, una certa Annarita De Felice, che doveva comprare la sua casa e che questa signora aveva dato 7-8 mila euro. Sì, era Aspetti. precisamente... Aspetti, e finisco. E il signor Massimiliano Spada se n'era già tenuti 3.000 euro, come se fosse Sì. una commissione per aver portato questa persona a comprare casa, giusto? No, posso spiegare la storia dall'inizio? Cioè vorrei, perché non si capisce bene, di questi 8.000 euro, 3.000 euro se li è tenuti Massimiliano, gli altri 5.000 se li è tenuti lei? Più di 3.000 se ne è presi, perché è venuta a Gina più volte, per lei sta male, e una volta 100 euro, una volta 100 euro, Massimino una volta altri 200 euro. Le leggo quello Quindi- le leggo quello che ha detto lei, se me lo spiega però, Prego. che si capisce bene. Allora, lei ha dichiarato, questa signora ha dato 7.000, 7.500 euro. 8.000 euro a Strozzi e Bocconi e il signor Massimiliano Sì. Spada gli sono stati dati più di 3.000 euro e quindi se su 36 ne doveva prendere 6 ha preso più della metà che doveva prendere in origine, cioè gli altri soldi chi li doveva prendere? Li doveva prendere lei che vendeva casa? Certo. Quindi di questi 7.500-8.000 euro che ha dato questa signora Annarita De Felice, 3.000 se li è tenuti Massimiliano, gli altri 5.000 chi se li ha tenuti? No, i soldi non l'ha dati a Annarita De Felice, signor avvocato. E lo dice lei. Questa signora ha Come dico dato io? 7.500-8.000 No, euro. la signora l'ha portata il cognato di Annarita Di Felice, un certo Mario, e la signora si chiamava Marina Lorenzato, l'ho Perfetto. scritto anche nei verbali. E questa signora Marina Lorenzato ha dato 7.000-8.000 euro, giusto? Ok, sì. Oh. E il signor Massimiliano Spada si sono stati dati 3.000 euro. Gli altri 5.000 euro chi se li è tenuti? Se li ha tenuti lei? Ma io ho preso 7-8 mila euro in... Allora, io ho cominciato gli arresti a giugno e fino a ottobre la signora era intenzionata a prendersi l'alloggio. Poi ha visto l'insistenza del signor Massimiliano Spada, che l'ha minacciata anche telefonicamente, aveva preso i soldi lei, ma purtroppo casa non la voleva più per le minacce di Massimiliano Spada. Ma questi soldi che ha messo Quindi- sta Lorenzato, lei ne ha presi una parte o no? Sì, una parte l'ho presa, a Strozzi e Bocconi l'ho presa, sì. Quindi lei doveva vendere casa di sua madre, dove c'è stava sua madre. Sì. Massimiliano Spada aveva trovato sta acquirente attraverso Massimiliano Spada, De Felice, Sarachella, quelli che sono, che era sta signora Lorenzato. Ha Sì. messo un acconto, di questo acconto una parte li ha presi Massimiliano e una parte l'ha presi lei, giusto? Sì, poi lui, vabbè, sostiene di averla data a conti pure a Gina Sarachella, a Annarita De lasci Felice, per- ma di da questi quanto 8.000 dicevano euro, Gina e 5.000 se li ha Annarita tenuti lei? non hanno mai preso una lira da Massimiliano. Ma lei sti soldi li ha presi, sì o no? Sì, Sì. Quindi la doveva vendere sta casa. sì, la volevo vendere. Perfetto. E quindi avete litigato per questa cosa, perché lei riteneva di dover prendere altri soldi No. ancora? Non abbiamo litigato per quello. E lei ci è andato per questo. Abbiamo litigato perché il signor Massimiliano Spada a gennaio è venuto con Armando Spada, che è il figlio di mi viene il nome. Vabbè, Armandino Spada, il fiore, mo mi salta il nome del padre. È venuto lui, che comunque è il fratello di Massimiliano Spada e Silvano Spada, ma mi scappa il nome del papà di Armandino. È venuto con Armandino che voleva 500 euro e io ho detto a Massimi, ma io 500 euro, ma adesso staresti mando tipico. No, però se la dovessi vendere casa, 500 euro regalameli. Io ti ho fatto il favore dei su e di giù. Dopodiché è tornato a marzo, questo buffer è diventato di 1.000 euro magicamente. Da 1.000 euro da marzo a maggio, che poi maggio mi ha levato casa, sono diventati 2.500. Ecco come sono andate le cose. Un buffo inesistente. Almeno il sordo ce l'aveva il buffo con Roberto, io con Massimiliano non ce l'avevo il buffo. Perché se su 7-8 mila euro ti do più di 3.000 euro e tu in totale ne devi prendere 6,
hai mangiato anche troppo, cioè gliel'ho dati per non avere problemi, ma poi non ho tarantelle. capito, perché non gliel'avete data più sta casa alla signora Lorenzato? Perché non c'aveva più i soldi lei? No, lei si è tirata fuori perché è stata minacciata telefonicamente da Massimiliano Spada. Minacciata di Perché? Ah, non lo so, minacciata di che? Io chiedo a lei. No, dico, non l'ha più comprata questa casa, questa signora. Il resto dei soldi No, non l'ha più comprata, no. E lei gliela restituiti questi soldi che aveva preso, questi 5.000 che aveva preso? No, la parlo ormai, cioè, funziona così una volta che tu butti i soldi, cioè una volta che ti vuoi comprare una cosa e poi non la compri più. Una cosa che specifichiamo era la casa occupata. Sì. Una casa occupata da lei e da sua madre, no? Non è che sta vendendo una casa sua, sta vendendo una casa occupata. Io non ho occupato. Non l'ho occupata io, l'ha occupata mia madre. Dico, stavate vendendo una casa occupata, non stavate vendendo una casa di vostra proprietà. Sì. Stavo a vendere io, sì, ma assumo le mie responsabilità. Perfetto. Poi lei ne ha occupata pure un'altra di casa, no? Quella vicino, giusto? Sì. E come l'ha occupata quella? L'ho occupata perché il signor Bambo, che è un signore che abita ai lotti, ha fatto un buco fra parete e parete e siccome lui era secco è riuscito a entrare dall'altra parte dell'appartamento e mi ha smontato la serratura d'H e mi ha aperto l'appartamento. Quindi lei ha, sfondato un tramezzo e è entrato dentro casa e l'ha occupata, giusto? Sì, ho pagato Bambo e ho pagato Massimo Calabrese per quella casa. Perfetto. Dopodiché pure quella doveva vendere? No, la mia no. La mia ho cominciato a pensare a venderla quando c'era l'esasperazione. Sempre con quando queste... non si voleva più. Mi scusi Cardoni, sempre con queste modalità, no? Di trovare qualcuno che... Sì. Ok, sempre tutto a voi ovviamente, giusto? Perché è sempre casa del comune, non è casa vostra. Sì, è casa del comune, ma io casa mia, cioè casa di mia moglie, perché io non avevo neanche la residenza. Se non avevo i signori Spada che mi torturavano la vita, io ancora stavo ad Ostia. Sì. Però, voglio dire, quando è stato l'episodio di sua madre c'era d'accordo col signor Spada che gli torturava la vita? A trovare allora, il signor Massimiliano Spada ancora non mi torturava la vita, signor avvocato. Poi, ripeto, ha cominciato dopo quasi un anno a torturare... Dopo neanche un anno ha cominciato a raccollarsi che voleva questi soldi, 500, 1000, 2005, che, ripeto, io per sfortuna mia buffi non ce n'avevo. La vita mi ha cominciato a torturare quando si è trasferita a casa di mia madre pure, perché a me finché si era preso casa, finché sono entrati, hanno dato la mansardina a mia madre, a me mi stava pure bene avvocato, però... a casa, a mansarda, mi hanno levata perché il porello serviva a Lelli, perché sennò dovevano andare a dormire in macchina con Giorgia, allora io ho dovuto da casa a Lelli e Massimino tutti i giorni si prendeva i soldi, i soldini da Massimiani. Cardoni, mi scusi. Se me il signor Massimino... Cardoni, mi scusi, Cardoni, la interrompo. Prego. La mansarda è un'altra casa ancora? O è sì, un'altra casa ancora. È un'altra casa ancora. È la casa dello scambio con Massimiliano Spada e mia madre, scambio forzato. No, mi sono perso un attimo, mi scusi Cardoni, cioè la mansarda è un'altra casa ancora rispetto a quella dei 5.000, degli 8.000, dei 3.000 di cui abbiamo parlato prima? Sì, è la casa dove conviveva Massimiliano Spada e Maria Dora Spada, era la loro casa, era via Vasco de Gama 92 se non erro, ma non mi ricordo la palazzina e il numero civico, comunque era l'ultimo piano. Eppure quella era sua, che l'aveva occupata pure quella, l'aveva occupato lei inizialmente? No, quella era di Massimiliano Spada e Maria Dora Spada. E allora perché dice che gliel'ha levata quella, se era loro, se l'avevano già occupata loro? Me l'hanno levata perché Massimiliano Spada e Maria Dora Spada si sono presa a casa di mia madre a via Baffico e mia madre è dovuta andare ad abitare sotto un sottotetto a via Vasco de Gama 92. Ad agosto del 2015 questa casa la voleva Lelli.
Quindi, siccome lei era il cagnolino di Ottavio, era amico degli Spada, era il loro sodale, mia madre l'ho dovuta mandare allo Spallanzani con la scusa di farla curare, e casa, che era in origine di Massimiliano Spada e Maria Pera Spada, se l'è presa il signor Massimo Massimiani. Quindi quella non l'aveva occupata lei inizialmente, l'aveva occupato qualcuno? No. Perfetto, adesso ho capito. Senta, poi lei dice che a un certo punto ha avuto un problema sempre con questo Massimiliano Spada Sì. per un furto di corrente, e che poi è stato interrotto alla scorsa udienza, che stranamente dopo un giorno Massimiliano Spada, che era stato arrestato, è uscito subito, e lei aveva timore, come se uscendo subito dopo un giorno aveva timore che potesse aver raccontato qualcosa ai carabinieri. Ma perché lei aveva qualcosa da nascondere? No, io non c'avevo niente da nascondere, però di solito il punto è questo qua, avvocato. Io sono stato a Civitavecchia con un signore che si è fatto 6 mesi perché Porello non c'aveva la corrente, si è attaccato a un palo e si è fatto 6 mesi in carcere. Quindi quando uno si fa un giorno di galera e ruba la luce, conosco Gambolungo e Stefano che si è fatto 8 mesi perché rubava la luce, ho conosciuto questa Civitavecchia che si è fatto 6 mesi perché rubava la luce. Evidentemente erano 2 le opzioni: o Massimiliano Spada aveva cantato o aveva rinunciato a mia madre. La strada è questa, la quella di strada è questa, non puoi uscire per un furto di corrente dopo manco 24 ore. Io non c'avevo niente da nascondere, guardi. Dico, però lei, la sua preoccupazione è che Massimiliano Spada aveva denunciato sua madre per che cosa? Che aveva denunciato mia madre, che era stata lei. Quando mia madre erano 6 mesi, da agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, erano più di 4 mesi che mia madre stava allo Spallanzani. Sua madre ha ricoverato allo Ecco Spallanzani. la mia preoccupazione. Siccome mia madre già a mansarda avevano levata, già stava a Rentanaclini, già stava allo Spallanzani, non c'aveva un tetto, la mia preoccupazione è che avesse accusato mia madre. Siccome Massimino ce l'ha per vizia, che c'ha la lingua lunga a fa spia, è stata quella la preoccupazione mia. Cioè Massimiliano Spada c'era per vizio a fare la spia, a denunciare la gente? Allora, scusi una cosa, le posso chiedere una cosa, no? Sì. A me mi hanno dato gli arresti a via Baffico, a casa di mia moglie, perché ero sposato con Tamara Ianni, avevo 2 figli con Tamara Ianni. Io mi domando, ma la Polizia di Stato come fa a dare gli arresti a Massimiliano Spada in una casa dove non ha voltura, residenza o domicilio, o una bolletta, una qualsiasi cosa, neanche l'ama che l'ha intestata a lui? Come fa la Polizia a dare casa agli arresti domiciliari in una casa che a lui non c'entra proprio nulla, oltre il campanellino con scritto Gallaci Spada? Quindi in quella casa di Spada non c'era nulla, quindi Massimiliano Spada faceva la spia in polizia. Cardoni, sulla base di questo ragionamento lei sospettava che fosse un confidente della polizia? Ma signor avvocato, il problema è questo: se uno arrestano 30 volte e sta sempre fuori, vuol dire che fai la spia, ci sta poco, raccoglieva informazioni, magari faceva qualcosa di illecito, cioè alla fine si rubava i prosciutti, la mortadella, il salame, il caffè, i pannolini. Però le ripeto la domanda, le ripeto, Cardoni, però se lei mi risponde, se no ci mettiamo un sacco di tempo. Quindi lei, sulla base di questa sua considerazione, sospettava che fosse un confidente della polizia, corretto? Sì o no? Sì, correttissimo. Sì o no? Mentre invece lei e sua moglie, confidenti della polizia, ci siete mai stati? Io mai. Lei ha conoscenza dei rapporti tra sua moglie e il sovrintendente Claudio Simonetti? Della polizia di Ostia? Di quella stessa polizia che metteva i domiciliari? Io so che ha fatto una denuncia per la macchina da sto Simonetti, che c'era un'amicizia con una certa Barbara Dorè, che era un'ispettrice del commissariato. Chi c'aveva l'amicizia? Sua moglie? Mia moglie con questa Barbara Dorè, ma non mi ricordo il cognome. E lei Quindi io, Michael Cardoni, la spia in polizia non l'ho mai fatta. E sua moglie? E sua moglie?
Guarda, questo non lo so, io può provare a chiedere a lei, perché non è che io parlo con mia moglie. No, io le sto chiedendo se lei era a conoscenza che sua moglie facesse delle confidenze al sovrintendente Simonetti e che Simonetti a sua volta raccontava delle cose inerenti al commissariato e le persone che gravitavano intorno a Piazza Gasparri a sua moglie. Se ne parlavate a casa, se lei ne era a conoscenza, oppure questo argomento non l'avete mai sviscerato? Guardi, tra marito e moglie? Cioè, marito e moglie, purtroppo, ripeto, il mio matrimonio stava andando a pezzi quel periodo, perché avevo gli zingari, Perché avevo le sempre del colpo tarantelle degli Spada l'abbiamo capito, ma avete mai parlato di questa cosa? Io sapevo che c'era questa amicizia con Barbara Doria, poi se c'era un'amicizia con Simonetti, con Antonio Franco, con Mario Soldi, io devo chiedere a Tamara che risposta gli posso dare. Perché Mario Soldi Cioè, chi è? Mario Soldi è un altro poliziotto che stava là al commissariato. E lei come lo conosce Mario Soldi? Lei Lo come conosco lo conosce? lo conosco perché era, aspetti, non mi ricordo, penso era giugno del 2015, mia moglie stava agli arresti, sì, mi pare era giugno, cioè comunque sì, era il periodo che lavorava al furgone, penso. Perché stava a dormire, mi ero scordato, avevo messo le chiavi, il bambino mi ha nascoste, e sono intervenuti questi poliziotti e fra cui c'era pure questo Claudio Simonetti. Mi hanno portato a un commissariato, mi hanno fatto le foto, mi hanno preso impronte e sto Mario Soldi si è presentato come Mario Soldi, sta Barbara si è presentata come Barbara. Ecco come ho conosciuti, ma levando quella porta io un polizia, c'avevo proprio... Non ho capito una cosa, queste persone sono venute da lei mentre stava a dormire dentro il furgone? No, io quella notte avevo fatto nottata al furgone con mio padre a lavorare, mia moglie doveva rientrare a casa, non trovavo la chiave, mia moglie ha chiamato la polizia perché stava nelle sue fasce orarie, sono intervenuti questi poliziotti, dopo circa mezz'ora 40 minuti ho trovato la chiave, ho aperto la porta e mi hanno portato a me in commissariato, mi hanno fatto le foto, mi hanno preso le impronte e così via dicendo. Solo perché non trovavo la chiave. Ho conosciuto queste persone, ma levate quelle volte non l'ho più riviste queste persone, non mi faceva piacere averci a che fare con la polizia di Ostia. Dico però queste persone sono quelle con cui invece sua moglie aveva un rapporto di confidenza, giusto? Dorè e Claudio Simonetti. Lo so, o sta di lei o sta di... No, ma ha detto lei prima che conosceva Dorè, io Barbara Dorè la sento per la prima volta da lei. Sì, ok, ma l'ho detto anche nell'interrogatorio Barbara Dorè, mi pare. Poi se non erro, poi può essere pure, c'ho avuto una dimenticanza, lo dico adesso. No, per carità. So che c'era sta amicizia, ma non è che sapevo se andava a fare come... Cioè allora facciamo l'esempio, no? Io conosco... No, facciamo gli esempi, Cardoni, senza che facciamo gli esempi. Cardoni, io non gli chiedo gli esempi, le chiedo solo se per caso tra lei e sua moglie a casa avete parlato di questa cosa, che sua moglie aveva questo canale con la polizia e gli raccontava delle cose. Se lei lo sa, se non lo sa, se non avete mai parlato mi risponda, non abbiamo mai parlato. Ma francamente non mi risulta. Va bene. Poi Perfetto. se ci sono state discussioni mi ricordo che, cioè non voglio andare nei particolari, no? Faceva battutine a cavolo che c'è questa amicizia con sta Barbara. Cioè nulla di che nulla di, cioè ripeto, ero talmente offuscato dai zingari che non è che stava a pensare alla polizia di Ostia. Ma perché c'erano delle discussioni tra lei e sua moglie su queste amicizie? No, c'erano le discussioni per i zingari. Lei ha detto prima faceva le battutine, chi faceva le battutine? Sua moglie che conosceva questi poliziotti, gli faceva le battutine a lei e c'erano queste discussioni. Faceva battutina così generica, ma non è che mo mi ricordo per filo e per segno quello che mi ha detto. Che battutine? Gli faceva a lei le battutine, come io conosco sti poliziotti, che significa fare le battutine? Mentre litigavate battutine, gli faceva le battutine? Non mi ricordo nello specifico le battutine. Battutine del tipo, cioè, tra marito e moglie si parla, no? Mi faceva la battutina, cioè magari che ne so, me lo devo sedere, magari per una settimana non c'avevamo rapporti, mi faceva la battutina, se non lo famo,
io dico a Barbara e a Claudio ti faccio arrestare perché sei mio marito e devi rispettare il codice del matrimonio, battutine sciocche, queste sono le battutine. Poi, ripeto, lei faceva la confidente o meno, questo lo sa Tamara, io Michael non ho mai fatto il confidente con nessuno, ho fatto il collaboratore alla giustizia, mi hanno levato la mansarda, casa di mia madre, almeno casa mia, mi lasciavano quella, non mi torturavano, io stavo ancora a Ostia, tranquillamente. Non avrei mai denunciato io. So denunciare perché proprio mi avevano messo proprio l'angoscia e l'esasperazione dentro la testa. Senta, un'altra cosa che le volevo chiedere è che lei a un certo punto dice che era andato a rubare dentro un box dove era custodia della sostanza stupefacente una pistola. Se lo ricorda? C'era un locale dove era custodita della sostanza stupefacente una pistola. Aveva avuto questa informazione e c'era andato a rubare dentro. Se lo ricorda, Cartoni? Io ho fatto sto furto, non me lo ricordo. Dovevo fare un furto al forno di Fasciani perché c'era una partita di cocaina, ma purtroppo la serranda si è bloccata perché era quella automatica. Fatto sta che dopo un giorno o 2 giorni mi sono venuti a prendere i signori Pollari sotto casa con mio padre e mi hanno detto che quel forno era di Carmine Fasciani e che non si doveva toccare. E sto forno stava a Piazza Enerbetica? Sì. E a Piazza Enerbetica ci abita anche suo suocero? Mio suocero abita a Via della Zorre, sì, Angolo Piazza Enerbetica? Ah sì, Dimo Angolo, sì. Sta lì, no? Quindi è una zona che lei conosce bene. Sì. È un posto che lei conosce bene, no? È un posto che lei conosce bene, visto che ci abita suo suocero. Sì, vabbè, conosco bene, sì. Dimo di sì. Va bene, signor Giudice, non ho altre domande, Presidente. Presidente, io ho dimenticato di fare una domanda sulla condizione di salute del 2011, l'ischemia riferita dal test, se è possibile soltanto una domanda. Prego. Buongiorno, lei ha riferito di aver subito un grave episodio ischemico nel 2011. Sì, 3 microischemie in testa. Okay. E questa patologia ha influito anche sulla memoria? No. Ha influito sulla forza mia destra. Io ho fatto il pugile, ho fatto tanti sport, purtroppo da quando mi è presa l'ischemia il braccio destro non mi funziona come mi funzionava 10 anni fa. Quindi ha avuto 3 episodi ischemici, quindi lei, dal 2011 fino a... Sì. Io giuro 3 episodi ischemici nel giro di 2 giorni. Nel giro di 2 giorni. Nessun'altra domanda. Allora, c'era l'avvocato Granozio. Io sono rapida, posso? Allora, prego, Avvocato Granozio. Prego, prego. Signor Cardoni, alla scorsa udienza lei ha parlato del circolo Morandi, se ne ricorda? Non mi pare. Probabile di sì, sì, so di chi era Morandi, quello sì, lo so. Può spiegare alla Corte che cos'è il circolo? Il circolo Morandi? No. Posso? Prego. Prego. Il circolo Morandi era... Cioè, all'epoca, quando lo conoscevo io, era... Cioè, diciamo un campo da calcio. Cioè, giocava al Morandi. So per certo che... Intende la squadra, Morandi? Sì, era una squadra che gestiva Roberto Pergola, era il suo il Morandi. Da quello che so, voce di popolo, voce di quartiere, il Morandi era di Roberto, di Roberto Pergola. Poi se fosse effettivamente... Alla scorsa udienza di questo ha parlato, per questo le chiedevo questa specificazione. Quindi questo circolo Morandi, dove c'è un campo di calcio, mi pare di capire, io non ho ancora fatto un sopralluogo ad Ostia, mi può spiegare dove si trova esattamente?
non mi ricordo la via, comunque è una traversa di via Antonio Forni, è in fondo via Antonio Forni a destra. È Se vicina giri a sinistra vai verso piazza Gaspari, se giri a destra e rigiri a destra è via Baffico. esatto. E il Morandi sta prima di via Baffico. L'ingresso... Dove c'è sta il capolinea dello 05 Barrato, mi pare. Scusi, non la sento. Dico, il Morandi si trova vicino il capolinea dello 05. Su via Baffico. Sì. No, il Morandi sta una traversa di via Baffico. E la traversa è quella che va verso piazza Gasparri? Sì. Di fronte al famoso garage? Quale garage? Scusi, non l'ho sentita. Quale garage? No, scusi, abbiamo parlato la volta scorsa del garage. Le chiedevo se questa traversa di cui lei non ci ha indicato il nome è quella che va verso... Garage dove... Guarda, il Morandi si trova sulla via dove abita Daniele Pergola. Cioè, entri dentro l'otto di Daniele, che entri dalla pizzeria del papà di Juan Carlo Spada, d'Armando. Sì, Tu entri dentro le lotti di piazza io faccio Gaspari. fatica perché non conosco questi esercizi commerciali. Se lei non ci sa dare la via, se ci può dare un riferimento un po' più... Posso usare Maps? Io non c'ho Maps, non esatto, mi io ricordo. produrrò la Google Map, diciamo... Scusate un attimo, è verificabile su Google Maps. Se l'avvocato apre il test non c'ha la... Se l'avvocato apre Google è un'opposizione. Perché voglio dire, non è un cartografo, ha dato tutte le indicazioni per l'individuazione, tra l'altro non diciamo così di un piccolo oggetto, ma di un campo di calcio. Va bene, andiamo avanti. Su. Presidente. Allora, le dicevo, questo ingresso è su una strada perpendicolare a via Baffico, è corretto? Scusi, abbia pazienza, no, voglio dire, no, allora, cioè io faccio una formale opposizione, perché diciamo è paradossale che stiamo conducendo un esame sulla toponomastica e la topografia e la collocazione di un campo di calcio. Cioè voglio capire qual è la pertinenza rispetto a quanto il test finora ha riferito in esame e che adesso riferisce. Va bene, ci spieghi la rilevanza, perché effettivamente abbiamo localizzato abbastanza bene. Poi, non so. Posso continuare, Presidente? Così si capisce la rilevanza, se ci arrivo facendo le domande. Adesso no, siccome c'è un'opposizione, io vorrei che c'è una richiesta del Tribunale, della Corte, io vorrei capire la rilevanza. Immagino se, come Presidente, alla scorsa udienza Cardoni Michael ha indicato, e lo ha ripetuto anche oggi, Pergola Roberto come gestore di un circolo, non solo di un campo di calcio. Allora io sto cercando di ricostruire cosa c'è in questo circolo, che cosa gestiva Roberto Pergola, ma soprattutto che cosa è a conoscenza del test sui tempi e sulle attività. Se mi consentite, se è ammessa la domanda, altrimenti ne prendo atto. Allora, Cardoni, ritornando al circolo Morandi, lei alla scorsa udienza ha detto che Roberto Pergola lo gestiva. Lei intende dire che gestiva il campo di calcio oppure c'era qualcos'altro al circolo Morandi? Al circolo Morandi c'è sta il campo di calcio e il circolo Morandi che sta dall'altra parte della strada. Che cos'è il circolo Morandi? Che cosa intende? Noi non siamo stati ad Ostia e non conosciamo il circolo Morandi. Può spiegare alla Corte? Io francamente sono passati più di 10 anni che non vado al Morandi e francamente... Vabbè, ma allora, il circolo Morandi si trova in una traversa di via Baffico che porta a piazza Gasparri. L'ultima volta che l'ho visto 3 anni fa era molto in disuso, diciamo, volevano fare addirittura un campo di punchball dove si sparano con la vernice, ma era tutto pieno di erbacce, pieno di monnezza e così via. Scusi, lei quindi diciamo sto circolo è alla andato scorsa udienza abbandonato. ha fatto un riferimento a Roberto Pergola e a questo circolo Morandi. Roberto Pergola gestiva sto Morandi periodo... fino a 15 anni fa, 10 anni fa. Ecco, se ha passato questa attività io non lo so. Se mi può spiegare, per quello che è a sua conoscenza, quando
le risulta l'epoca, la data, non intendo il giorno, ma insomma gli anni in cui le risulta che Roberto Pergola gestiva il circolo... anni 2000. Ok, e fino a qua, quindi iniziato nel 2000 e fino al, per quello che le risulta? Io ripeto, non ero proprio amico intimo di Roberto, che ci mangiavo insieme, però so che il Morandi era il suo perché Giovanni Galleoni, Francesco Antonini, Emilio Salomone, tutte queste persone stavano in batteria insieme e sapevo che il Morandi era di Roberto il Negro. Poi se l'ha preso nel 98 no, e nel scusi, 2007 io non che le ho hanno chiesto... levato, questo non lo so. Lei era molto giovane nel 2000, quindi io le sto chiedendo... Sì, io ho cominciato a frequentare Ostia nel 2001-2002. Appunto, io le sto chiedendo se quando lei era già più grandicello, quindi nel 2004, quando ci ha detto che aveva 16 anni ed era già un po' più inserito, se le risulta che Roberto Pergola gestiva ancora il Morandi o cosa le risulta? A me mi risulta che il Morandi era il suo, ma francamente non è che ho mai visto là fuori al ticket o che stava là, mi è capitato di intravedere Daniele, Roberto. In generale, scusi Cardoni, lei Pergola Roberto lo conosce fisicamente? Sa quanti anni certo, ha? Lo conosco. Lo so ha pure visto? dove abita. Dove abita? Abita a via Corrado del Greco, al palazzo davanti Stefano Polidori che è deceduto. Abita al primo piano e c'ha 2 case là via Corrado del Greco. Scusi, a via Corrado del Greco, sempre, se non si arrabbia il pubblico ministero per la toponomastica, è vicino a Piazza Gasparri? No, è una via Corrado del Greco è una traversa, è la parallela di via Costanzo Casana. D'accordo, grazie. Dove abita il papà di Silvano Spada, Armando Spada, Pergola abita al palazzo di Chiero. Per spiegarci. È stato molto preciso, la ringrazio. Non ho altre domande. Grazie. Allora, Avvocato Bruzzese Grazie Presidente. Buongiorno Cardoni, Avvocato Bruzzese. Buongiorno Avvocato. Senta Cardoni, io avrei solo delle precisazioni da sottoporle. Lei, a proposito di Nando Di Silvio, ha riferito alla scorsa udienza, dice, io lo conoscevo perché gestiva la piazza di spaccio davanti all'Italy Poker. Ora, lei, come altri collaboratori di giustizia hanno detto cose diverse, come ce l'ha questa notizia? Qui c'è la piazza di spaccio perché allora c'è sta un ragazzo che vendeva anche per Simone Venditelli e so personalmente, non mi ricordo come si chiama, francamente se vedo una foto lo so riconosco, so un conto per strada, allora, guardi, però il nome non lo so. Senza fare troppi giri di parole, noi abbiamo... No, perché... Allora, i collaboratori diciamo principali di Nando De Silvio, come ho detto nella scorsa udienza, la dottoressa Calò, gli ho detto se potevo dire i nomi, sono in omissis. Lo vediamo tra un attimo. Aspetti un attimo. Io quello che voglio sapere, siccome Dociu è venuto davanti a questa corte e ha riferito che Nando Di Silvio non poteva spacciare sul territorio di Ostia, ma doveva limitarsi a Fiumicino, io voglio sapere come si concilia questa... No, mi faccia finire. Aspetti, faccia finire la domanda. Prego. Come si concilia questa affermazione con quella che lei ha fatto alla scorsa udienza. Quindi la domanda è, lei come ce l'ha questa notizia? Ce l'ho perché io frequentavo l'Italy Poker, io la notte andavo a rubare per i box, per le cantine, per da tutte le parti e magari capitava che andavo all'Italy Poker a comprarmi le sigarette e vedevo Nando che stava là a vendere i pezzi, gli faceva vendere i pischelli che conoscevo, ecco perché lo so. Poi vorrei chiedere una cosa al signor Presidente, se posso. Prego, dica. Ma il signor Paul Dociu, che lei mi dice, la scorsa volta mi avete fatto vedere una foto che io ho riconosciuto anche sotto interrogatorio di un ragazzo romeno che lavorava, che è andato in piazza con il signor Abdel l'egiziano, detto l'egiziano. Ma è quello Dociu? È una domanda per favore, non lo so, per capire anche io se lui...
perché l'unico che spacciava a Piazza Gaspari era lui, quindi mi viene il dubbio che fosse lui. Va bene, risponda intanto alla domanda dell'avvocato. Comunque, torniamo alle domande. Allora, lei frequentava l'Italy Poker perché andava a rubare e poi andava all'Italy Poker, poi all'Italy Poker lei ha riferito che c'erano delle persone che spacciavano per conto di Nando Di Silvio. Io voglio sapere, lei come lo sa che spacciavano per conto di Nando Di Silvio? Lo so perché stavo là, perché Nando andava con la macchina sua, con la 500 bianca, a prendere i pezzi e glieli dava. Io so perché comunque sia stavo quasi sempre là, non dico tutte le sere, però ecco, andava a rubare mezzanotte e l'una, finiva a lavorare per 3 4, mi mettevo un'ora là fuori, mi fumavo una sigaretta, stavo un po' in pace, tutto là. Poi ripeto, ci sono nate e cresciute a Ostia, i fatti e cose che so. Va bene, e questo che sapevo... in che anni avveniva? Prego. In che anni era il avveniva? 2015, 2014, 2015. 2014-2015. Senta, sempre nel corso dello scorso interrogatorio, lei ha detto che c'erano queste persone che spacciavano per conto di Nando Di Silvio. Ci dice chi sono queste persone? Io, cioè ci stanno 2 o 3 ragazzi, ma non è che mo mi ricordo nome e cognome, cioè di fisionomia me li ricordo, le faccia mi ricordo. Vabbè, se qualche nome lo sa, qualche soprannome. Stava Simone Paniconi che vendeva sia per Vendirelli che per Nando. C'è stava la ragazza di sto Simone che si chiamava Valentina, non mi ricordo il nome, comunque sia una mezza tossica, secca, che abita là vicino. E in altri 2 o 3 ragazzi che de faccia me li ricordo, ma purtroppo nomi e cognomi non mi vengono in mente. Sì, cioè, però... comunque sia, poi Nando faceva anche il passamano, c'aveva all'arte i suoi soci che la davano altre persone per la vendita al dettaglio. Sì, poi però... se Docio dice che Nando non poteva vendere a Ostia, non so se è vero o non è vero. Nando stava là, ci stava un bellissimo rapporto cioè, poi non capisco perché ci dovrebbe aver avuto il divieto se pure lui era appartenente al clan Spada, non la vedo logica come cosa, cioè era appartenente al clan Spada, è una cosa che vedremo. No, le spiego, avvocato, no, le vorrei dire la mia. Mi sembra strano perché quando mi facevano le tarantelle, mi venivano sotto casa alle 2:30, mi sono venuti a levare a casa, Nando stava sempre in mezzo, quindi mi domando se era una famiglia così unita, perché non gli davano la possibilità a Nando di vendere cocaina? Nando le ha mai detto o usato violenza per appropriarsi di casa sua? Allora, Nando non è che ha usato violenza, Nando mi ha portato a un balcone e prima che mi portava a un balcone c'era la moglie che mi pare si chiama Sonia e c'era mia moglie Tamara, ci aveva offerto 10.000 euro e mezzetto di cocaina. Io gli ho detto: Nando, guarda, io mezzetto di cocaina mo non faccio, perché io non è che mi posso mettere a vendere la cocaina, io sono ladro, vado a rubare. Il problema è stato questo, che poi mi ha portato a un balcone e mi ha detto: ma se poi metti la cosa a zompa, io ti posso dare pure più soldi, ma se poi a fare zompa poi devi vendere a vita per me. Cioè, è chiaro che lui avesse queste perplessità perché comunque lei la casa l'aveva occupata abusivamente, quindi lui si andava a comprare una casa che era occupata abusivamente. Ma io la domanda è ma lui voleva i giri in polizia, voleva la residenza della moglie, voleva la luce, voleva tutti i giri fatti per 10.000 euro e mezzetto di cocaina. Perché le case del comune che vende la gente vendono anche a 60.000 euro, ma poi se ti buttano fuori è un tuo problema, perché le case del comune non si vendono. Perdoni, risponda alle domande adesso. Prego, avvocato. Sì, io ho risposto. Sì. Uno che a me mi dice
Se poi mi buttano fuori, lavori per me a vita, come andiamo a finire, è una minaccia per me. Se poi l'ha detto scherzando, perché qua pare che ha spiegato dicono tutti il senso della minaccia. Va bene. Io non ho capito, Presidente, che cosa voglia dire. Senta, in relazione a queste persone che lei ha nominato prima come collaboratori presunti di Nando Di Silvio, lei alla scorsa udienza ha detto che Nando Di Silvio si avvaleva di persone che non è che spacciavano per lui, ha detto testualmente non sono spacciatori o persone che si mettevano con Nando a vendere il pezzetto, sono soci, sono persone che stanno allo stesso livello. Avvocato, io ho risposto alle domande della dottoressa Calò. I soci di Nando De Silvio c'è omissis e non posso dire chi sono. Poi se il giudice o il pubblico ministero mi dice che li posso dire, li dico. E perché non li può dire? No, vabbè, se ci sono delle indagini può pregiudicare. Ci sono indagini in corso. Però lei, vabbè, ribadisce, perché la volta scorsa sembrava appunto che fossero di pari grado. Sì, io ho detto i soci che smerciano la cocaina in grosse quantità. Ma ragazzetti, i pischelletti che vendevano al pezzo ce l'aveva Nando. Magari mi sono espresso male o c'ho avuto una dimenticanza, però questa magari è un'occasione per dirlo. Va bene, quindi dobbiamo differenziare le posizioni. Lei in risposta alla dottoressa Cavò parlava di soci, diciamo, non di collaboratori come ha detto oggi, di persone che spacciavano per conto di Nando. E così ci spieghi meglio. I soci di Nando erano persone allo stesso livello di Nando, soci in affari. Invece quelli di cui era manovolanza. Ha parlato oggi la manovalanza, cioè Simone, la ragazza di Simone, eccetera. Questi sono quelli che spacciavano per conto di Nando. Abbiamo capito bene? Sì. Presidente, solo per precisazione, come sanno le parti, il verbale illustrativo di Cardoni è stato depositato, diciamo, con delle parti omissate, diciamo, che non afferiscono a questo procedimento. Va bene. No, ma io volevo solo capire. Sì, no, ma oggi mi pare che abbia spiegato questi due livelli. Ma se queste persone stavano tutte davanti all'Italy Poker o se invece stiamo parlando di cose completamente diverse, questo era lo spirito della domanda. Senta, un'ultima cosa, quando lei fa riferimento ad Armandino Spada, parliamo di una persona di che età? Adesso c'ha 22 anni, penso. 21 anni, 22 anni. Comunque il Fiore Giuliano, mo' mi è tornato in mente il papà. Quindi non è lo Spada Armando attualmente ristretto per questo procedimento? No. Non è quello. Va bene. Armando ristretto è papà di Juan Carlo, no? Sì, avvocato Luigi Tozzi, salve. Per la posizione di Alves del Puerto Ruben Nelson. Allora, qualche precisazione. Senta, può dirci innanzitutto se conosce il signor Ruben? Sì. E ci può dire anche l'arco temporale? In quale anni l'ha conosciuto? Ruben l'ho conosciuto nel 2006, 2005, 2006. E dico, ecco, in quale occasione? Lo conoscevo perché... Prego. Lo conoscevo perché in quanto abitava a casa di Thomas Poliziani a Liro Scalo, ci capitava la sera che magari non prendevamo lo scooter rubato per andare in piazza, ce la facevamo a piedi. Ruben lavorava a un ristorante sul porto, Ruben andava a lavorare al ristorante come lavapiatti e noi andavamo in piazza. Diciamo, l'ho conosciuto così. Ecco, dico, l'attività del Ruben si è limitata a questo qui, soltanto nell'accompagnarla in piazza? Ruben andava a lavorare al porto, a un ristorante. Il nome del ristorante non lo ricordo. Ruben andava a lavorare in piazza, quando staccava dal lavoro veniva in piazza.
tante volte succedeva che tornavamo a casa insieme, li chiamavamo magari in passaggio da Francesco Spada detto il Puzzola, o magari era il giorno che prendevamo la moto, quindi se facevamo via del Little Scalo un 3 sua moto, e diciamo poi piano piano è subentrato a Piazza Gasparri. Ecco, che significa è subentrato in Piazza Gasparri? Può essere un po' più specifico? È entrato a spacciare pure lui a Piazza Gasparri. E glielo dava lei? Io non glielo davo. Dico, la sostanza stupefacente gliela dava lei? No, Daniele Pergola. E questo qui, lei lo ha appurato perché lo ha visto questo particolare, questa cessione dal signor Pergola nei confronti del Ruben, o perché lo ha sentito da altri soggetti? Non l'ho sentito da altri soggetti, lo so perché comunque sia, anche se non spacciavo più nel 2007-2008 a Piazza Gasparri, io ci passavo a Piazza Gasparri, andavo a salutare amici, andavo a salutare Marco Salera, andavo a salutare Danilo Salera, andavo a salutare loro, Ruben, Raniele, c'era un'amicizia ancora. Senta, e quanto è durata questa cosa? Un mese, 2 mesi, una settimana, 2 settimane? Ce lo può quantificare? Tra Ruben e Daniele? Sì, sempre se lo sa ovviamente. Qualche anno minimo. Qualche anno sempre perché lo ha sentito... Qualche anno sempre perché ovviamente lo ha sentito dire... No, perché io è successo che sono andato in carcere, sono riuscito, sono passato in piazza e Ruben e Daniele stavano sempre là. Ho capito. Quindi se io mi sono fatto un anno di carcere, 8 mesi di carcere, esco, state ancora là, vuol dire che ancora spacciate. Ho capito, però questo qui è una sua supposizione. Non è una mia supposizione, perché se via il Piscella a piazza il pezzo e Ruben era il pezzo, non è una supposizione, avvocato. Questo passaggio di pezzi, come lo quantifica lei, li vedeva? È capitato, ma non è che io... Allora, avvocato... partiamo dal presupposto che Piazza Gasparri, dopo la Vietta, era una delle piazze di spaccio più grosse di Ostia, quindi era una cosa di quotidianità vedere la gente che veniva al pezzetto, come se vai ai lotti a via Vasco de Gama, vedi quelli che vendono la roba, è una cosa proprio a luce del giorno, a tutte le ore del giorno succede. Cioè, per uno come me, vede che passa il pezzetto è come uno che si sta a fumare una sigaretta, tutto là, normalità quotidiana. Ho capito, a me non interessa, può essere anche la piazza più grande del mondo, mi interessa la posizione di Ruben, quindi le ho semplicemente chiesto, ecco, se lei... Allora, io posso dire ciò, che Roberto Spada, detto Zibba, ha parlato con Manuel Di Rocco, che è stato arrestato nell'operazione dove è stato arrestato anche Ruben, questo ha detto di Zibba, poi non lo so se l'hanno arrestato con Ruben Emanuele Di Rocco, questo non lo so, non ho i fogli, i giornali non mi piace neanche leggerli, manco la televisione guardo. Però a me non interessano tutte queste altre situazioni, a me non interessano, io le ho fatto una domanda no, perché a me arriva al punto, no? Va bene, arrivi al punto, ma non è questo qui il punto della mia domanda, lei deve essere Ma il signor Ruben l'hanno arrestato a Piazza Pulita perché? Cardone, perché vendeva i santini al semaforo o perché spacciava la droga? Scusi, avvocato. No, allora a me non è che mi deve fare una domanda lei. Allora io le ho semplicemente detto, lei mi ha detto che il Ruben ha spacciato per un determinato periodo di tempo. Io le ho soltanto chiesto, per questo determinato periodo di tempo, lei lo ha appurato di persona o eventualmente perché, ecco, come ci hai riferito prima, passava in piazza e lo vedeva con altri soggetti? Tutto qui, è molto semplice la domanda. No, passavo in piazza e lo vedevo. Ecco, perfetto. Poi ho curato le persone, non è che andavo là e gli dicevo Ruben, quanti pezzi hai venduto oggi? Ne facevi i cavoli mia, io ero borseggiatore, lui era spacciatore, ognuno si faceva la vita sua. Perfetto, ecco, era molto semplice la risposta, non ci andiamo a complicare la vita. Allora, senta, ecco, un'altra domanda. Lei ha rappresentato che in un'occasione si sarebbe recato in spiaggia con il Ruben per fare una pippata. Ecco, che cosa significa fare una pippata? Ci siamo recati al Little Scalo sui scogli, lui diciamo era ancora un ragazzo molto ingenuo, non faceva uso di sostanze stupefacenti
Io mi ero fatto qualche Ceres a Bisca del Savoia e ho voluto dare una botta così. Lui ha dato con me, ma comunque è successo due volte, non di più. Ok, senta, e da là io ho detto, vabbè, ma senti, ma... Ma ecco, una pippata che significa un'assunzione di cocaina, ecco, una fumata di hashish? È uno 0,1, è flashe, una botta di cocaina, allora un pezzo è uno 0,5, mezzo grammo, una botta è uno 0,1. Ah, ok. Cioè non è che ero un tossico accanito che mi devo fare una botta da 0,3, 0,4, ho dato una bottarella per richiamarmi un pochetto perché stavo ubriaco. Ho capito. Se siamo pippati in pezzo due, non è che se siamo pippati in 10 minuti. Senta, dico, lei in quel periodo faceva uso di sostanze stupefacenti? No, io mi piaceva solo bere le Ceres e la Sambuca. Ok, però sostanze stupefacenti, ripeto, è capitato un paio di volte con Ruben, mi è capitato di farmi una cannetta ogni tanto, ma non ero come si dice, un assuntore frequente, perché a me non mi piace né fumare né pippare. A me piace star lucido. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Corrado Porcelli, prego. Mi scusi signor Presidente, dal sito di Palermo, l'imputato Nando De Silvio intende rinunciare alla prosecuzione dell'udienza. Ha facoltà di allontanarsi. Ringraziamo. Grazie. Dunque Presidente, prima di procedere, Avvocato Porcelli, prima di procedere all'esame del collaboratore, io volevo chiedere alla Illustrissima Corte se i certificati penali del signor Cardoni e i certificati di carichi pendenti sono stati acquisiti e mi scuserete di non poterlo evidentemente averlo verificato, che cosa riportano? Mi sembra di sì, Cardoni l'avevamo acquisito già. Perché l'altra volta si era proceduto all'acquisizione del corso dell'udienza, mi sembra, o comunque la Corte si era resa parte disponibile e operativa e aveva acquisito quelli di Dociu Paul. Però non mi ricordo, ma potrei sbagliare, dell'acquisizione di quelli di Cardoni. Tra l'altro l'ufficio di procura in esordio alla c'era anche Cardoni, sì, ha precisato le pendenze risultanti nei confronti. Io l'ho visto, mi pare. Quindi Presidente e Pubblico Ministero, a questo punto mi permetto di interloquire direttamente con lei. La Procura, se non ricordo male, ha individuato a carico dei coniugi Ianni e Cardoni dei procedimenti pendenti per occupazione abusiva aggravata. Forse per Ianni sì, però per Cardoni no. Per Cardoni c'era anche il procedimento relativo alla sostanza stupefacente, se non erro. Ora controlliamo, sì. E anche quindi voglio dire. Va bene. Ho capito, ma diciamo la pendenza e la percezione, diciamo così, della spero che capirà la ragione della mia domanda nel corso dell'esame. Sì, lo so benissimo qual è la ragione. La sa? No, perché la so, la conosco. L'ho realizzata stamattina, quindi a meno che lei. Ma io vado avanti. Ma pur di darvi torto, direbbe. Allora, Presidente, fatta. Quindi diciamo che mi accontento delle precisazioni del Pubblico Ministero. Dunque, signor Cardoni, la mia prima domanda è questa. Lei ha parlato del signor Maglioli Saber dicendo testualmente la volta scorsa che Maglioli Saber nel 2008-2009 stava in Vietta e lei gli dava la cocaina che Maglioli Saber metteva nelle parti intime. Si ricorda di aver fatto questa dichiarazione? È questa la domanda, eh? Ma c'è? Cardoni? Ha sentito la domanda? La potenza dell'avvocato Porcelli, che il collegamento è saltato.
Che ore sono? Forse c'è un problema di collegamento? Ora stiamo verificando. Si è bloccato. Facciamo la pausa 45 minuti e poi andiamo. Quanto pensa di quante domande? Se vuole fare la pausa ora potrebbe essere il momento giusto. Io credo una mezz'oretta, non di più. Una mezz'oretta. Poi gli altri difensori chi deve rivolgere ancora domande? Solo lei, quindi avremo finito. Allora aspettiamo 2 minuti, vediamo se ripristina il collegamento, magari cerchiamo di finire. Sì, se no non finiamo. Sì, cerchiamo di finire, perché se è mezz'ora. Se riusciamo chiude pure l'udienza con l'ultimo avvocato, senza fare la pausa. L'ultimo avvocato in contraesame è la Porcelli. Chi è l'ultimo avvocato? L'avvocato Angela Porcelli. È quello che abbiamo appena detto. Altri testi non ci sono oggi. Sì, appunto. Così. Vediamo. Non c'è. Come? Io mi ricordo dove ho visto nel verbale del governo. Vabbè, mi pare che possiamo riprendere. Vabbè, poi lo togliamo. No? Allora, Cardoni ci sente? Allora, il collegamento video mi sembra che ci sia. Ripartito? Ma è l'ultimo riquadro. Sì. Ci sente, signor Cardoni? Sì, la sento. Perfetto, allora possiamo riprendere. Allora, avvocato Porcelli può riprendere l'esame, il controesame. Allora, signor Cardoni, le stavo dicendo, si ricorda che lei alla scorsa udienza, a domanda del pubblico ministero, ha riferito che Maglioli Saber negli anni 2008-2009 stava in dietta, leggo testualmente le sue dichiarazioni, e lei gli dava la cocaina e lo vedevo io che prendeva la cocaina che gli davo e la metteva nelle parti intime. Si ricorda questa sua dichiarazione? Parti intime nessuno l'ha detto, avvocato Porcelli, scusa. Vabbè, dove la metteva? Si ricorda? Va bene, Cardoni, non se lo ricorda, ma non è questo il punto, non era il luogo dove mettesse la droga. Ora io le voglio dire
che quindi lei ha collocato questa situazione e l'ha raccontata in questi termini alla Corte. Lei però invece, rispondendo alle domande del pubblico ministero il 19 gennaio 2016, dinanzi alla dottoressa Calò, e era ovviamente presente anche il suo difensore, lei ha detto quest'altra questione, ha riferito quest'altro fatto. Allora, tutti i ragazzi che vendevano per mio zio Giovanni Galleoni prendevano la droga nei palazzi vicini rispetto al luogo in cui cedevano, e quindi le chiedo in primo luogo dove avveniva questo fatto, cioè la cessione dove avveniva della droga che veniva data a questi ragazzi. Lei se lo ricorda? Allora, al primo piano della palazzina accanto al garage c'era un ragazzo, mi pare si chiamava Francesco, che tirava i sacchetti con la cocaina dentro. E no, ma io le ho fatto un'altra domanda, mi scusi. Le ho chiesto prima di tutto in che luogo avveniva questa operazione, cioè dove? Via Antonio Forni, quindi, e via del Sommergibile. Perfetto, quindi come veniva denominato via Antonio Forni? La Vietta. La Vietta. Quindi in Vietta succedeva che, lei ha raccontato, tutti i ragazzi che vendevano per Giovanni Galleoni scendevano al garage e andavano per i soldi, e invece la sostanza stupefacente veniva data, glielo contesto formalmente, direttamente da Giovanni Galleoni. Cioè lei ha risposto al pubblico, io le faccio la contestazione, glielo ripeto, lei nel verbale delle dichiarazioni rese al pubblico ministero, pagine 5, 6 e seguenti, a domanda del pubblico ministero, dottoressa Calò ha detto che la sostanza stupefacente da parte di questi ragazzi, eppure Maglioli Saber, veniva presa direttamente da Giovanni Galleoni. Lei alla Corte ha raccontato un altro veniva fatto. Presa per essere spacciata, ma non gli arava Giovanni a Saber e a tutti gli altri. Quindi quando lei dice... Io nel verbale c'è scritto che Francesco Gibilis, come pare si chiama, che abitava al primo piano del palazzo della mamma di Giovanni, mi tirava a me il sacchetto con la cocaina, io la davo ai ragazzi come finivano i 10 pezzi, andavano da Giovanni e serviavano 75 euro. Allora questo ho detto. Io le contesto che nel medesimo verbale del 19 gennaio... Lei ascolti, io posso capire che dopo tanto tempo abbia potuto dimenticare questi aspetti, però siccome sono sue dichiarazioni, io ci tenevo che la Corte le conoscesse le dichiarazioni che lei ha reso dinanzi al pubblico ministero. Allora glielo leggo tutto, se mi permette il passo. Va bene, avvocato. Allora, dunque, da chi la prendeva? Da Giovanni, direttamente da Giovanni? E lei risponde sì, direttamente da Giovanni Galleone. Glielo chiede la dottoressa Calò. E lei, Cardoni, sì, dottoressa Calò. Giovanni Galleoni, ovviamente intendiamo suo zio, quello che fu ucciso a novembre del 2011? Cardoni, sì. Tutti i ragazzi che vendevano per lui, poi scendevano al garage e prendevano la percentuale, non davanti a occhi indiscreti, al garage sempre. Quindi andavano a prelevare la sostanza dove la prendevano, la sostanza veniva appoggiata alle case limitrofe da chi faceva la retta, che però non so di un ragazzo che faceva la retta, ma non cioè stava vicino a via del Sommergibile, però non ricordo il cognome, so che c'è un primo piano, invece il pagamento eccetera eccetera. Quindi signor Cardoni, lei alla Corte, alla scorsa udienza, ha raccontato un fatto per cui diventa lei direttamente testimone, perché lei capisce che dare direttamente la sostanza a un soggetto la fa diventare il testimone di un'azione. Raccontare quello che lei ha raccontato al pubblico ministero la pone in un'altra situazione, ma questo poi sarà oggetto di valutazione. Allora, quindi io le devo, scusi, mi faccia finire l'aspetto, poi può dire tutto quello che ritiene. Io le contesto che lei il 19 gennaio del 2016 ha reso dinanzi al pubblico ministero, e tra l'altro la versione l'ha reiterata anche nei successivi interrogatori, una versione circa la d'azione della droga da parte di Maglioli Saber completamente diversa, visto che in questo verbale lei non risulta aver mai avuto in consegna la droga che avrebbe poi dato al Maglioli Saber.
Questa è la contestazione. Allora, avvocato, posso rispondere? Sì, Lei è libero di rispondere. Meno male. Allora, io, a quanto ho dichiarato, può essere anche che magari mi sono espresso male, ho detto che la droga la dava Giovanni perché la piazza di spaccio era la sua e magari non mi sono espresso bene al 100%. Negli interrogatori seguenti ho detto che il ragazzo che abitava al primo piano con l'orecchia a sventola, ho detto che macchina aveva, che lavoro faceva, mi buttava i sacchetti con la droga e la davo io ai ragazzi. Queste cose le ho dette a verbale, quindi io so quello che ho detto. Magari all'inizio ho detto cose, diciamo, un po' diverse perché comunque sia venivo da una situazione molto difficile, non sono andato nei particolari, sono stato vago, però Quindi, signor Cardoni, ho capito perfettamente quello che lei sta dicendo. Quindi, signor Cardoni, lei oggi alla Corte dice una terza situazione, cioè che non era no, non lei... è una terza, avvocato, sui fatti che io ho dichiarato c'è sta scritto che io me lanciavo i sacchetti di cocaina dal primo piano e li davo io personalmente ai ragazzi che stavano in vietta. C'è sta sui verbali. Signor Cardoni Michael, scusi, le contesto formalmente che nel contenuto dell'interrogatorio reso il 19 gennaio e di quelli a seguito ancora indicati, 19 gennaio. Quelli... Avvocato Porcelli, lei deve capire una cosa, che io venivo da una situazione disperata con i zingari, quindi se ho detto una cosa per un'altra e poi magari a marzo-aprile ho detto le cose meglio è perché mi ero ripreso col cervello, questo deve capire. Va bene, l'abbiamo capito, Cardoni, quello che conta è conta di più quello che dice oggi, quindi se oggi ci chiarisce le cose è bene per tutti, va bene? Il punto, signor giudice, era che quando ho fatto queste dichiarazioni il 18 gennaio, come dice l'avvocato Porcelli, ho fatto un quadro sommario della piazza di spaccio. Nei mesi successivi, riprendendo la tranquillità, il sonno, una vita normale, tranquilla, che mi è stata offerta dallo Stato, ho detto cose più dettagliate, cose più, come si dice, più specifiche. Più dettagliate, più precise e dettagliate. Va bene, prendiamo atto di questo. Allora, le voglio contestare, signor Cardoni Michael, che negli interrogatori successivi lei conferma in incipit ad ogni interrogatorio le dichiarazioni rese negli interrogatori precedenti. Scusi, no, qui c'è opposizione. Allora, innanzitutto non è sull'episodio specifico, è chiaro. È quasi una clausola di stile, però, no? Va bene, una clausola di stile. Perfetto. Senta, lei, signor Cardoni, la clausola di stile, quando ha firmato il verbale, l'ha letta? Scusi, abbia pazienza, Presidente. Cioè, voglio dire, questo non è un... È una domanda non ammissibile, perché... Ritiro la domanda, Presidente. Ritiro la domanda. Allora... Quindi diciamo che oggi apprendiamo, e le dico io per la prima volta, che la droga veniva messa in alcuni sacchetti e veniva distribuita da questo ragazzo. Posso chiederle il nome e cognome di questo ragazzo? Allora, da quanto posso ricordare, si dovrebbe chiamare Francesco Gibilisco. Se non erro, vabbè, lo sentiremo, guardi, signor Cardoni, lo sentiremo perché è un test del pubblico ministero, è un collaboratore. Francesco? Pubblico ministero, si chiama Francesco il Gibilisco che è nella sua lista testi? O Antonio? Antonio. Quindi può essere il fratello. Va bene, comunque a lei risulta che questo ragazzo che faceva questa operazione si chiamava Francesco Gibilisco. Domanda. Allora, io nei miei interrogatori, posso dire solo una cosa, nei miei interrogatori, diciamo, negli anni mi sono ricordato che si chiama Francesco, Luigi o Marco, questo penso che si chiama Francesco. Quando ho fatto l'interrogatorio ho detto che macchina aveva una C2 nera, ho detto il piano dove abitava, ho detto proprio da Maps questo è il balcone, quindi penso la procura sa la persona che ho accusato chi sia
Mi scusi, lei ha fatto un riconoscimento fotografico di questa persona di cui oggi si ricorda meglio a distanza di tempo? Io ho visto una foto di un ragazzo che presumibilmente gli assomigliava molto, ma siccome non ero sicuro che era lui, non l'ho firmata. Senta, il cognome, lei nel corso dei numerosissimi interrogatori resi al pubblico ministero nel corso dei mesi, ha mai fatto il cognome di questo signore, di questo ragazzo? No, mai. E se lo ricorda oggi perché glielo chiedo io o è subentrato qualche altro fatto che glielo fa ricordare? No, so qualche mese che mi è venuto in mente questa cosa, come mi è venuto in mente pure questo ragazzo rumeno che è Docio, che forse è quello della foto 23 se non erro, o della foto 33 che mi hanno fatto vedere. Senta Cardoni, ma le voglio dire, capito chi è. Visto che abbiamo appreso che lei sta facendo anche altri interrogatori relativamente ad altre situazioni di cui agli omessi, lei nel corso di questi altri interrogatori l'ha mai fatto questo cognome? Però scusi, una precisazione, non è corretto. Atteniamoci a questo procedimento. No, non è corretto. Io scusi un attimo, ma giusto per... Cioè il test collaboratore si ricorda un fatto così rilevante a distanza di 2 anni, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, e questo sarebbe fatto non rilevante. No, se l'ho ricordato qualche mese fa. No, nel senso che non vorrei che fosse fatta confusione, cioè prima quando si è fatto riferimento ad altre parti si faceva riferimento ad altre parti dei verbali che sono stati raccolti nel corso del tempo e che fanno tutti parte del verbale illustrativo finale che li raccoglie tutti, e questo verbale è stato depositato in questo processo solo in quota parte, nel senso che ci sono delle parti omissate. Questo era solo per processualmente riferire, del perché poi il Cardoni per alcune circostanze ha detto su questo so che ci sono indagini. Pubblico Ministero, io la ringrazio. No, era questo per amor di verità, se no sembra che lo stiamo... No, perché siccome si poteva pensare, sicuramente lei non l'ha pensato, non è in grado di pensare una cosa del genere, ma si poteva pensare che nel corso, cioè che l'attività di procura sarebbe continuata sentendo il test anche in un periodo sospetto, ma lei non l'ha pensato e nessuno qui l'ha pensato, per amore di verità io l'ho voluto. Pubblico Ministero, mi deve scusare, io la ringrazio della precisazione e la Corte la ringrazia, credo, perché era necessaria, ma le dico che il mio scopo non è questo. Cioè, a me non interessa dell'esistenza di altri procedimenti, non voglio certamente io far versare atti che non ci riguardano. Dico semplicemente che mi pareva una circostanza degna di considerazione che il test, pur non avendo reciso i rapporti con la Procura relativamente anche ad altre situazioni, si fosse dimenticato per tutto il tempo di fare il cognome Gibilisco. Punto. Questo era lo scopo. Va bene. Nessun pensiero recondito. Ha detto di averlo ricordato qualche mese fa. Allora io le dico, quindi questo ragazzo che si chiama Gibilisco, il cui nome lei non è certo, faceva queste confezioni. Le posso chiedere dove le faceva le confezioni, dove comprava la sostanza stupefacente, in che periodo questo fatto è successo, e le chiedo anche, visto che lei ha parlato di un primo piano e di una via, se lei si ricorda in particolare se questo signore vivesse con la famiglia, vivesse da solo, insomma dei particolari. No, viveva con i genitori sto ragazzo. Quindi a casa dei genitori? Viveva con i genitori, sì, i genitori, perché ogni tanto c'è stava il papà di contadino, che è un ragazzo che abitava là, via del sommergibile, il padre Elio. Quindi ogni tanto Elio parlava... questo signor Gibilisco, che viveva a casa con i genitori, svolgeva all'interno dell'abitazione dei genitori questa attività di suddivisione della sostanza stupefacente. Questo è così. Senta, lei ci può riferire il periodo storico in cui succedeva questo? Cioè l'anno? Guardi, io il periodo che l'ho visto io, sto ragazzo, o che la prendevo io, o che comunque sia, ripeto, io a Vietta facevo come mi pareva, non c'avevo né capi né padroni, quando mandava le sacce c'è stavo. Io, la carriera mia è sempre stato il borseggiatore, poi ho fatto atti intimidatori, ho fatto cose, erano cose in più, ma purtroppo per spacciare droga, oppure farla spacciare all'altri, guadagnare 200 euro, farsi una borsa di 3.000 euro, preferivano andare a fare borse. Quindi posso dire che
nel lasso di tempo passiamo dal 2007 fino al 2001, poco prima che mi ammazzavano, metta 6-7 mesi prima che ammazzavano Giovanni Galleoni, del Quindi 2011. lei, scusi, dal 2007 al 2011 ha svolto un'attività di spaccio reiterata nel tempo, no? Cioè, no, io, sto ragazzo. Però ci stava solo Rai, perché anche quando io non controllavo la vietta, io in vietta ci passavo, facevo come mi pareva. Scusi Michael, però segua il mio filo conduttore, se no diventa un suo monologo. Allora voglio dirle questo, quindi lei dal 2007 al 2011 direttamente o indirettamente ha svolto attraverso questo ragazzo, con le modalità che oggi per la prima volta ci ha raccontato, ha svolto un'attività di cessione ad altri ragazzi a che cedessero a loro volta di sostanza stupefacente. È giusto? Avvocato, ci siamo capiti male. Allora io ho detto che questo ragazzo ha fatto questa attività per conto suo. Io sono stato 1 mese, 2 mesi, 1 mese, 2 mesi in vietta. Io non ci sono mai stato più di 1 mese perché me stufavo, come quando andavo a lavorare a chiosco da mio padre che stavo 1 settimana e gli scappavo. Allora con Giovanni facevo come mi pareva. Docio, mi deve scusare, stamattina io allora evidentemente non ho capito il contenuto del suo interrogatorio. Io le ho chiesto le modalità con le quali la sostanza stupefacente, secondo quello che lei ha raccontato la scorsa udienza, veniva immessa nella piazza di spaccio della Vietta, e lei oggi per la prima volta ha introdotto la figura e le modalità di questo ragazzo. Adesso lei ci sta dicendo che in realtà ma non è la prima volta, avvocato, cosa dice? Non è la prima volta, l'ho detto nei miei interrogatori come veniva lo spaccio in via Antonio Forni, quale prima volta? Forse è la prima volta che mi ascolta. E lo sentirà la mia bocca, perché io l'ho dichiarato. Cardoni, guardi, è difficilissimo fare un esame in cui lei dice una cosa e poi ne dice un'altra. Allora io le voglio dire una cosa, lei adesso mi ha a domanda specifica risposto dicendo che la sostanza stupefacente veniva data direttamente da lei nelle mani di ragazzi quali Maglioli Saber. A contestazione degli interrogatori lei ha detto che non avveniva direttamente, ma avveniva attraverso il prelevamento ad opera dei ragazzi, a volte anche da lei direttamente, presso l'abitazione di questo ragazzo, sita al primo piano, che confezionava appunto gli involucri. Io voglio capire, perché lei ci deve far capire. Porcelli, scusi se la interrompo, da quello che ho sentito dire dal pubblico ministero, le mie dichiarazioni sono un tutto messo insieme di quello che ho dichiarato, non sono tutte le dichiarazioni che ho fatto, quindi sul foglio finale, diciamo, sul fascicolo finale che ho firmato, magari non ci stanno cose che ho detto specificamente, mentre quello ci stanno. Cardoni, quindi non è la prima volta. Cerchiamo di ritornare a domande e risposte. Lei non ci sa spiegare come avveniva la cessione. Mi interessava che la Corte comprendesse questo dato. Facciamo la domanda Avvocato, lei sta facendo tutto da sola, forse è l'unica che non l'ha capito come avveniva e vuole che ancora glielo ripeto anche 10 volte, so qui apposta, me lo ridica, glielo rispiego come avveniva la cessione, glielo ridico, magari la Corte l'ha capito, lei no. L'hanno capito tutti, e se vuole glielo ripeto. L'abbiamo capito come avveniva, lei ce l'ha spiegato. Ma come ha detto adesso che non l'ha capito, le ho l'ha fatto capito. la contestazione, ma lei non è stato in grado di specificare. Comunque questo è un ragionamento che poi io amplificherò. Senta, un'altra domanda voglio dire. Prego. Lei ha svolto attività di estorsione? Estorsione... Cioè lei negli anni, guardi, sarò più precisa, negli anni 2006-2007 aveva avuto ordine da suo zio Giovanni Colleoni e Francesca Antonini di far, di introdurre una bomba. Io ho recuperato 7.500 euro da un commercialista dalle parti di Porta Furba, dalle parti di... Scusi Cardoni, mi fa fare la domanda, per favore, io sono serena e tranquilla, lei mi fa fare la domanda, io poi la faccio rispondere, come è giusto che sia. La domanda la devo fare. Allora, la domanda è questa. Mi dica tutta la domanda. La domanda è questa, anche perché se lei non capisce la domanda come può rispondere? Negli anni 2006-2007 suo zio Galleoni Giovanni, unitamente a Francesca Antonini,
comandavano di far testualmente zompare una macchina di una persona e di dover addirittura sparare sulla macchina di una persona che non pagava ai due? Avvocato, come ho detto alla dottoressa Calò, ho fatto zompare più macchine, non una. Ma non è che mi ricordo tutte le macchine che ho fatto zompare 13 anni fa, poi ripeto, è successo che ho dato fuoco a delle macchine, a sparare, non gli ho sparato, magari ho fatto altri lavori dove ho sparato sulle finestre, ma con Giovanni e Franchino non c'entra niente. Ho avuto una difficoltà con mio zio Giovanni in quanto mi aveva mandato da un commercialista in zona Roma Sud, aspetti Cardoni, che ora ci arriviamo. Quindi la domanda è: le posso chiedere in che anni, dal 2006 al 2008, più di una volta. Più di una volta. E queste persone Scusi, queste persone che non pagavano che cosa? Perché avevano i debiti con i signori Galleoni e Antonini? Non pagavano magari partite di droga, non pagavano magari un prestito. Io dovevo solo fare quello che dicevano loro, non è che mi dovevo interessare del perché o del per come. Ok, ma eseguivo. Lei eseguiva, perfetto. Senta, lei ha subito processi per questi fatti? Per quanto lei ne sa? No. Senta, le voglio anche chiedere invece del fatto relativo all'episodio che stava raccontando. La domanda gliela faccio diretta, così non ci giriamo intorno e non perdiamo tempo. Lei è stato mai messo nella condizione di temere per la sua vita per un'azione posta in essere da suo zio? Cioè, gli è stata mai fatta scavare una buca dove lei sarebbe dovuto essere sepolto? Ma non da mio zio. Allora racconti questo fatto, vediamo se allora, come Giovanni mi portò da un commercialista che aveva un parrucchiere vicino Porta Furba, comunque, come le spiego, a zona di Roma non mi sfugge, comunque. Vabbè, non si preoccupi, non è così fondamentale. Vabbè, mo a zona di Roma non me la ricordo perché ci sono andato solo 2 volte. Fatto sta, ho crepato questi 7.500 euro, mi sono fatto dare a sto signore, e siccome avevo fatto un impiccio con la cocaina, avevo preso netto e mezzo di cocaina, cioè dovevo rientrare quei soldi con giorno 2, invece quello che mi doveva pagare mi era sparito. Scusi Cardoni, un attimo soltanto. È successo che Giovanni... Prego. Volevo dirle, e dove l'aveva comperata la cocaina lei? Da Mimmo della Rosa. No. Mimmo della Rosa, Mimmo della Vecchia, scusi. Ho chiesto dove l'aveva... Mimmo della Vecchia. Sì, ho chiesto dove, non le ho chiesto da chi. Dove aveva comperato la sostanza stupefacente? Ai Lotti. Le devo contestare che nel verbale dell'interrogatorio reso da lei il 19 gennaio 2016, a domanda del pubblico ministero, pagine 30 e 31, lei ha raccontato che i 7.000 e non i 7.500, ma voglio dire, questo può anche essere un errore mnemonico, lei li aveva presi dal commercialista e li avesse poi utilizzati per pagare sostanza stupefacente del tipo cocaina che aveva comperato alla Magliana da un ragazzo che avevo conosciuto attorno al bar. Oggi lei dice che lo compra ai Lotti da questo ragazzo che ha detto si chiama? Mimmo della Vecchia. Esatto. Allora la contestazione è ovviamente chiara. Lei questo particolare che non è di poco conto non l'ha lei mi può fare una contestazione su 1000 cose che ho dichiarato e mi fa una contestazione, magari è vero, sta cosa l'ho detta sbagliata, mi sono confuso, ho preso letti e letti di cocaina, magari c'è una dimenticanza, ho sbagliato, Cardoni, ho preso a San Paolo, ho preso a Magliana, ho preso a San Basia, abbiamo fatto il Bella Monaca, non è che abbiamo solo da una persona, le persone ho conosciute per strada, poi ripeto, se non so, persone che ho accusato di altre zone di Roma, ho dato nomi e cognomi. Vabbè, questo allora Cardoni, si dica oggi quello che ricorda, perché quello che è importante è quello che dice oggi, ha capito?
Sì, ma io volevo dire, signor giudice, se l'ho comprata da Mimmo o l'ho comprata da sto ragazzo della Magliana, poco cambia, per il semplice motivo che tra quello che dici oggi e quello che ha detto in mi passato serve per la occupavo anche valutazione, però principalmente di quello che spaccio di conta è stupefacenti, quello che dice avevo oggi. persone che mi dovevano dare dei debiti e magari ho fatto un po' di confusione, ma addirittura non è il cognome della persona che me l'ha data. Lei deve rispondere alle domande, non deve fare i comizi. Allora, risponda alle domande. Io le ho chiesto di chiarire qual è la cosa che ricorda oggi su quell'episodio che le ha ricordato l'avvocato Porcelli. Ricordo che avevo dato della cocaina a buffo a un ragazzo. Sì. Non mi ha pagato il buffo, Mirko si chiama, era di San Paolo, io frequentavo il Bargello di San Paolo, lo possono confermare i carabinieri di San Paolo, chi era io a San Paolo, frequentavo quel bar, questo Mirko mi è sparito, mi hanno preso Franchino e un altro amico di Franchino che poi ho rincontrato a Re Bibbia, mi hanno fatto scavare la buca per mettermi paura, sono andato a rubare e in 3 giorni gli ho ridato questi soldi. Poi ripeto, se la cocaina l'ho presa da Mimmo, un ragazzo della Magliana, non lo so se quanto può essere diciamo contro di me. Ripeto, sono passati 13 anni. Cardoni, scusi se la interrompo. Lei non è che deve fare le valutazioni, io le ho fatto una domanda. Lei adesso ha risposto dicendo che l'ha presa da un ragazzo che stava a San Paolo, che si chiamava Mirko. Adesso io le... No, io ho dato a buffo. Ho fatto il buffo a questo, no che ho presa da lui. Allora, scusi Cardoni, lei sta parlando di un altro fatto. Io le ho fatto una domanda sull'episodio del 2006 a cui lei ha fatto riferimento al pubblico ministero, relativamente poi a quello che è successo e che è prodromico alla poi sua condizione di doversi scavare una buca. Allora, la domanda allora è questa: perché a un certo punto si è determinato la sua posizione di doversi scavare una buca? Ce lo racconti, perché a questo punto io non riesco più a capire. A Ostia quando scavi le fanno scavare la buca e ti ci buttano dentro. Io ero il nipote di Giovanni e ho solo scavata, non mi ci hanno buttato dentro, sono stato fortunato. Ma io volevo capire qual era stato il suo torto. Lei non me lo fa capire. Che cosa aveva fatto? Sì, ho fatto un torto, E qual è il torto? Il torto è che mi sono presi i soldi del commercialista. Ecco, per fare cosa? Per fare per investire. Che significa per investire? Per comprare altra droga. Allora vede che avevamo ragione. Allora io le contesto che nel verbale del 19 gennaio lei ha raccontato questo episodio di investimento, definiamolo così, dicendo che nel 2006 lei prese 7.000 euro perché aveva comperato un etto e mezzo di cocaina alla Magliana da un ragazzo che aveva conosciuto intorno al bar. Posso capire questo episodio che c'entra con quello che ha raccontato prima di un ragazzo di nome Mirko a cui avrebbe addirittura lei dato la droga. Allora, io ripeto, avvocato, senza girare parole, sono passati 13 anni, ho preso etti di cocaina, manco io so quanti ne ho venuti. Quello che gli sto a dire, sto Mirko c'aveva il buffo con me di più di 4.000 euro, era di San Paolo e mi doveva dare i soldi. Lo stesso periodo, qualche giorno prima, che ho scavato la buca. Poi ripeto, se me l'ha dato un ragazzetto della Magliana, che poi mi pare quel bar, aspetta, di chi era quel bar? No, sfugge il nome, mo. Di Fide Ernesto di Ottalevi, mo non mi ricordo, comunque di qualche personaggio storico di Roma, era sto bar, è proprio il bar di Ormagliana, ho comprato anche là lo stupefacente, ma non è che mi posso ricordare da tutti quelli che ho comprato a droga, magari in fase di interrogatorio, ripeto, dopo tutte le botte che ho preso dai suoi assistiti, levando Saber che non mi ha toccato, magari ho detto una cosa per un'altra, poi se mi volete far cascare tutto, per una, come si dice, una contraddizione. Scusi Cardoni, queste non sono preoccupazioni sue, io le faccio le domande e lei deve rispondere alle domande. Lei non deve fare della gliela metterei io al posto mio. E proprio a lei e batterei i zingari, ancora che continua. Lei deve rispondere alle domande sui fatti. Lei deve rispondere alle domande sui fatti, perché se lei
parla di far cascare tutto, mi fa pensare male, Cardoni. Faccia le domande. Avvocato, lei se la ricorda quello che ha mangiato 13 anni fa? Avvocato, allora io le faccio le domande e lei deve rispondere sui fatti, poi ci dice non mi ricordo, però, me lo sono inventato. Stiamo passando da Rossini a Wagner, però, voglio dire... Ma scusi, pubblico ministero, ma secondo lei è concepibile il modo con il quale il test risponde a queste domande? Allora, lei lo faccia si limiti a fare le domande, avvocato, e Cardoni risponda alle domande senza fare polemica. Allora, va bene. Dunque, quindi questo fatto si colloca nel 2006. Le posso chiedere quando è che lei viene messo nella condizione di dover scavarsi o farsi scavare una buca, il fatto di cui abbiamo parlato poc'anzi? Quando avviene? Guarda, non me lo ricordo il mese. Allora le contesto che nel verbale dell'interrogatorio reso al pubblico ministero il 19 gennaio del 2018, lei a pagina 33 dice che l'episodio è collocabile nell'anno 2009 e quindi mi ha fatto, nella pineta di Acque Rosse, mi ha fatto scavare una buca perché avevo mancato a sta cosa. Allora la mia prima domanda è questa: posso capire come si collega un fatto del 2006 a quello che si verifica 3 anni dopo? Cioè io voglio capire come lei... Mi faccia finire la domanda, voglio capire. Lei ha raccontato al pubblico ministero che nel 2009 viene messo nella condizione di doversi scavare una buca per un fatto che lei racconta, lei stesso, pagina 30 e seguente dell'interrogatorio, che lei colloca nel 2006. Questa è la domanda. Allora, avvocato, ok, posso rispondere? Certo, Prego. ho fatto una domanda, lei Grazie. risponde. Allora, avvocato, io capisco tutto. Lei c'ha ragione, magari ho detto una data per un'altra. Allora, io sta buca l'ho scavata nel 2006. La cocaina o l'ho presa da Mimmo o l'ho presa da quello della Magnana, io ci stavo in mezzo a ste tarantelle. Il punto è un altro, venivo da una situazione difficile, quindi se ho detto 2009 invece che 2006, ripeto, può essere grave per me, può essere un grave, a me non mi interessa, io so che l'ho scavata nel 2006, poi se ho detto nel 2009 ho sbagliato, non siamo tutti perfetti, ci posso aver avuto una mancanza. Non venivo da una situazione facile perché se no non penso che la procura mi dava un programma di protezione se stavo tranquilla a casa mia, non mi davano una mano le forze dell'ordine. Poi ripeto, se stiamo parlando del 19 di gennaio, erano da 5 giorni che erano le Stiamo sta a sentire queste giustificazioni che non hanno senso. Risponda non so giustificazioni, lei a casa sua tranquillo non c'è mai stato. No, Presidente, scusi, qua però non si può lasciare qua diventa la palestra Femminis. Questa non è un'opposizione. Scusi, avvocato, lei non ha titolo. Avvocato, lei in questo momento non ha titolo per fare una cosa del genere. Adesso non deve entrare lei che entra in polemica. Se vi calmate tutti quanti, però la domanda suggeriva una risposta articolata, come stava facendo il test, quindi non mi sembra che in questo caso stesse sbagliando perché stava spiegando il perché della defiance, dell'errore in cui era incorso. Mi sembra perfettamente legittimo. Se si chiede questo bisogna attendere la risposta. La domanda era proprio quella, avvocato. È giusta. Allora alla risposta data io mi permetto semplicemente di fare l'ulteriore contestazione, sempre verbale del 19 gennaio, pagina 33. Lei ha detto che si trattava del 2009, addirittura indicando, leggo testualmente, è venuto Francesco Antonini in compagnia di un altro signore di Fregene che ho avuto modo di incontrare al carcere, ma non sono andato ad indagare nome e cognome. Comunque era il 2009 e stava a Rebibbia e mi ha portato alla pineta di Acque Rosse e mi ha fatto scavare una buca. Quindi lei il fatto della buca lo correla sicuramente ad un periodo che va dal 2009 per quello che ha raccontato qua. Lei ci ha detto che allora, si può lei essere ribadisce che invece è avvenuto nel 2006? Ribadisce che invece è avvenuto nel 2006. Posso dire una cosa? Lei ha letto un qualcosa che ha detto che io questo carcerato l'ho incontrato nel 2009. Io nel 2009 stavo a Rebibbia al G11
io ho riconosciuto questo carcerato, magari ripeto, non è una scusa, se devo pagare perché ho detto una data per un'altra pago, magari è stata una dimenticanza, un mio errore, non è una giustificazione, perché venivo da una situazione molto difficile. Vabbè, ce l'ha detto questa persona... Adesso le chiedo, visto che abbiamo capito che lei probabilmente si è sbagliato, e voglio dire, lei lo dice stesso lei che potrebbe aver sbagliato, le chiedo, visto che qui circostanzia in maniera precisa il perché non si tratti del 2006, perché lo collega la conoscenza di questo signore di Bibbia nel 99, quindi non può essere certo nel 2006, le chiedo oggi, lo dica oggi per la prima volta, come è collegabile il fatto avvenuto nel 2006 a danni di questo commercialista per cui lei ha fatto poi l'investimento in droga ad un fatto che avviene sicuramente dal 2009 in poi, 3 anni dopo. Le posso chiedere come si collegano i due fatti? Visto che lei li ha collegati. I due fatti si collegano, che io questo signore amico di Franchino l'ho conosciuto nel 2006, nel 2009 è stato carcerato per lesioni aggravate a pubblico ufficiale e questo signore stava al G11, io stavo alla sezione B e il signore stava alla sezione C. Ecco come collego il 2009. Ora ho fatto uno scambio di date, mi sarò sbagliato, più di questo non vi posso dire. Senta, scusi, lei va bene, abbiamo capito. Volevo dire un'ulteriore domanda. Lei ha partecipato anche all'estorsione a carico di un signore che era il titolare del bar Girasole? No. E lo conosce quella situazione del titolare del bar Girasole? A raccontare qualcosa a Giovanni che c'è stava a sto bar Girasole dall'altra parte del Cavalcavia, che era entrato con la scusa di Piazza in Caffè, poi piano piano ci aveva preso rapporto, gli aveva detto cambiamo questo, cambiamo quello, erano diventati soci e da quello che raccontava Giovanni questo signore si era impiccato poi, per la disperazione, poi non so altro. Non sa nient'altro. E lei poi in questo bar ci ha lavorato, in questo bar Girasole? No. No. Ma lo frequentava? No, mi è capitato una volta di passarci vicino con l'autobus, sto qua a macchina e ci ho visto il cognato di Ottavio Spada che se beveva un gran drink. Ma non è che lo frequentavo, io frequentavo tutt'altra parte di Ostia. Ma lei questo fatto del drink al bar Girasole, visto che pure questo ce lo racconta oggi per la prima volta, perché non esiste in alcun verbale questa circostanza, ne prendiamo atto. Posso chiederle in che anno lo colloca? Non lo so, sarà stato 2014, 2015. Quindi del 2014-2015. Scusi, lei con chi stava? Mi pare io stavo da solo, stavo sull'autobus. Ah, lei stava quindi lei dall'autobus ha visto una persona che prendeva un drink nel bar Girasole. Sì, ma stava fuori il bar, se non mi fa specificare, signor avvocato. Va bene, ma questo per noi è fondamentale. Allora, è fondamentale un drink, wow. No, è fondamentale che lei lo abbia visto fuori di un bar a bere un drink. Allora, sì, ma se lo 05 gira là, va bene, passa a 4 metri dal bar. Vabbè, non è rilevante. Allora, ulteriore domanda. No, è rilevante. Ulteriore domanda. Senta, lei ha raccontato, parole testuali, che avrebbe parlato in un'occasione con Maglioli Saber che era affacciato ad un balcone. Se lo ricorda questo fatto? Sì, avvocato. Le posso chiedere quando? Sarà stato 2015, 2014, 2015. 2015. Senta, si ricorda che balcone, di quale stabile? È il balcone di casa mia. Cioè lui stava nel balcone, ma lei stava sul balcone, perché lei l'altra volta ha detto che sul balcone ci stava Maglioli Saber. No, è successo che io ho detto due cose differenti. Quando Saber stava agli arresti domiciliari, Saber abita alle Case Rosse, a me capitava che andava a prendere l'autobus e che passavo comunque sia in mezzo alle Case Rosse. Sapevo che stava agli arresti per questa storia del commercialista, per questo che hanno picchiato. Mi è ricapitato poi, dopo un paio d'anni, di rincontrare Saber
e mi ha detto che lui poverino non c'entrava nulla. Mi ha detto ti pare giusto, io mi sono fatto quasi 2 anni d'arresti e non ho fatto nulla. E da là al poi quando stavo al balcone di casa mia mi ha detto se mi serviva l'erba, il fumo, perché Ostia si usa così, le cose si dicono dal balcone. Va bene, volevo dire questo. E quindi sostanzialmente quello che lei ha detto l'altra volta va inteso come lo dice oggi, cioè che in realtà lei non ha mai parlato con Saber che stava sul suo balcone agli arresti domiciliari, ma ci avrebbe parlato quando lei, Cardoni, si è affacciato e lui gli avrebbe offerto della sostanza stupefacente. Allora io le chiedo, mi dice... Avvocato, non si siamo capiti. Io ho detto che io con Saber ci ho parlato, ciao, quando stavo al balcone di casa sua Aressi. Ci ho parlato dopo che ha finito l'Aressi con Saber. Ma non ho capito. Ma dal balcone suo che mi pare abita in 3° piano, se non erro. Non abita in 1° piano, se non dovrebbe abitare in 2º, in 3° piano, se non erro. Non è che mi ci sono messo a parlare di impicci, il balcone mio stava al 1° piano, a 5 metri da terra, quindi capitava che passava, è passato più, ma le serve erbette, la mette a 4, a 5, oppure pure sotto casa, perché lui andava sempre a casa di Rita di vicino, e capitava che se incontravamo in mezzo alle case rosse, tutto là, i palazzi rossi. Perfetto, quindi diciamo che... Presidente, mi scusi da Terni. Prego. L'imputato Sero Orsiami intende rinunciare al proseguio dell'udienza. Grazie. Va bene, grazie, ha facoltà di allontanarsi. Allora, stavo dicendo, mi dice in che data succedevano questi fatti, cioè che Saber venisse in prossimità delle sue case rosse, cioè di dove stava lei, e le offrisse la droga? 2015, fine 2014, 2015, era comunque sia, già stavo... No, non vorrei errare se già stavo con Butta col Clan Spada o ancora no. Comunque il periodo era quello là, perché mi ricordo che era il periodo che andavo in bisca da Lelli, e incontravo pure Saber, Corita, a via Danilo Siepovic, che andavano a prendere il fumo dal sordo. Quindi ha detto fine 2014 succedeva questo, dalla fine 2015, penso più 2015. Senta, pensa nel 2015. Quindi lui le offriva la sostanza stupefacente. Lei l'ha mai comprata la sostanza stupefacente che le offriva Saber? No. Senta, ma io le volevo dire questo, poi prima nella bagarre me lo sono dimenticato. Lei ha detto che ha comprato tanta sostanza stupefacente che non si ricorda più, talmente era la quantità e i destinatari e gli acquirenti e i venditori. Volevo dire, quindi lei praticamente comprava la sostanza stupefacente dove voleva? Sì, io facevo come mi pareva. Ah, ok. Quindi lei la comprava anche a Roma la sostanza stupefacente? Sì, anche. Va bene. E questo è durato fino a che anno? No, finché non ho conosciuto mia moglie. Cioè? Qualche mese prima, perché io già alla fine del 2010 ho fatto altro tipo di lavoro che... ho dichiarato alla dottoressa Calò, penso non sia verbale perché non c'entra nulla con questa causa, e sì, penso 2010 così, ma facevo solo la passamano. Quindi tutta questa sostanza stupefacente che lei acquistava e vendeva lo ha fatto entro l'anno fino all'anno 2010, giusto? No, entro l'anno 2010, perché nel 2008 stavo carcerato a Rebibbia, sono uscito nel 2009. Poi mi hanno ricarcerato, mi hanno messo a Civitavecchia 2 mesi, poi mi hanno ricarcerato, sono uscito fine 2009, e 2010 ho fatto qualche tarantella per altre persone, e 2011 ho conosciuto la Mara e diciamo mi sono stoppato. Scusi, quindi lei quanti precedenti penali per droga ha? Io ce n'ho uno. Ah, solo uno. E tutti questi racconti, entro, esco dal carcere, a che si riferiscono? Lesioni aggravate, furto aggravato, queste cose qua. Poi una volta avevo evaso le firme, e dopo che ero uscito da Rebibbia da circa 3 settimane mi hanno ricarcerato e mi hanno portato a Civitavecchia, i poliziotti di Fiumicino. Va bene. Quindi lei per queste dazioni fino al 2010 di droga non ha procedimenti. Quindi voglio dirle, visto che lei dice che a Ostia tutti sanno tutto, le chiedo, ma Maglioli Saber lo sapeva che lei dal 2010 non utilizzava più la sostanza stupefacente?
Perché lei dice che nel 2014-2015 vi incontravate casualmente e lui le offriva della erba da acquistare, no? Lei dice Avvocato, però... avvocato, posso dire una cosa? Io nel 2011 ho avuto l'ischemia, mi sono sposato, ho avuto un figlio e sono cambiato tantissimo, perché se non mi era presa l'ischemia, non mi avevano ammazzato mio zio, non ero uno stinkore santo come so adesso. Troppo sono cambiato, vabbè, ma questo non avevo l'abbiamo messo la testa a posto. Io però le ho fatto un'altra domanda, cioè le ho detto... La domanda è quella, ero uscito dal giro, ormai mi ero sistemato, casa ce l'avevo, la moglie ce l'avevo, il fioletto ce l'avevo, ma andavo a fare la borsetta a settimana per accumulare quei 1.000 euro, 2.000 euro. Scusi Cardoni, ma io le ho chiesto un'altra cosa, le ho chiesto per venire Maglioli... La domanda è, per venire Maglioli Saber da lei a offrirle della marijuana, evidentemente doveva sapere che lei acquistava, usava marijuana, perché altrimenti non sarebbe venuto. No, purtroppo ripeto, fra me e mia moglie capitava che mia moglie se faceva la cannetta, siccome sapeva che i soldi ci avevo sempre, mi veniva a chiedere se magari mi poteva servire qualcosa. A me le canne da poco a lasciare perdere. Ma invece a me quando mi è presa l'ischemia, invece sua moglie assumeva, come le ha chiamate, le canne, si fumava le canne. Ma mia moglie ogni tanto si poteva fare una canna così, ma non era un'assuntrice cronica di hashish. Cioè non era una tossicodipendente, era un assuntore sua moglie. Guarda, tossicodipendente, guarda, non neanche le rispondo perché sono educato. No, le ho detto, guardi, lei può anche neanche le rispondo maleducatamente, lo vorrei fare ma non lo faccio. Quello che le dico io, nel 2012, quando mia moglie ha partorito, abbiamo fatto 6 mesi al CERT, le urine, e veniva il servizio sociale a casa mia. Hanno sempre trovato casa pulita, ordinata, una traccia di THC e nessuno dei due. Quindi facciamo la vita da signori nel 2012. Poi se gli vuole dare tossicodipendente a una ragazza perché si è fatta la cannetta e il suo assistito pesa 30 kg, mi dice a mia moglie che è tossicodipendente. Ma io ho detto esattamente il non contrario, lei ha capito male. Io ho detto sua moglie non era una tossicodipendente, lei ha capito male. No, però siccome lei è sanisce tutti queste cose tossici, tossici, le chiedo scusa, avvocato Porcelli. Allora cerchiamo di concludere. Quindi Avvocato scusi, Porcelli, visto che lei ha aggiunto tutti faccia queste ultime domande. Sì, Presidente, ma siccome aggiunge dei particolari importanti, quindi volevo capire chi era iscritto al CERT, lei o sua moglie? Tutte e due. Ah, ecco. Allora... No, così perché sua moglie ha detto di no, ha capito? E quindi noi cominciamo a... Noi eravamo iscritti al CERT perché quando mia moglie ha partorito, siccome la sua famiglia era già nota al servizio sociale, ci hanno messo il servizio puerpere, che è una cosa del servizio sociale, ma siccome io ero un uomo con... Vabbè, non dico come, in 6 mesi il servizio puerpere me lo sono levato, non sono passato da tossico, non sono passato da alcolizzato, mia moglie non aveva THC nell'urina e neanche io, è stata una cosa che ha fatto il servizio sociale, come ha visto chi ci aveva di fronte perché c'aveva la nomina. Ho fatto i fatti, non ho fatto mai le chiacchiere, come hanno capito come era andazzo, sono andato là, ho minacciato persone, amministratori, dirigenti e tutti. Va bene, ma non era il servizio sociale. Allora scusi Cardoni, se no ci mettiamo... Io avevo detto che avrei occupato... Se risponde. Sì, la ringrazio, però dico, io avevo detto alla Corte che avrei occupato molto meno tempo. Se lei è un po' più coinciso, io riesco... Allora siamo più veloci, un'ulteriore domanda. Allora, lei ha detto che al pubblico ministero, e lo ha detto anche qui in udienza, che a Ostia tutti sanno tutto. Allora le faccio una domanda specifica. Lei nel 2005 ha iniziato a lavorare per suo zio? Nel 2005 mio zio stava carcerato. Quindi la domanda specifica è: lei nel 2005 ha iniziato a lavorare per suo zio? Allora, come le ripeto, come ho detto nella causa dell'esame, ho confuso le date, non era il 2005 ma era il 2004. Purtroppo uno con gli anni può recuperare memoria o perderla, non siamo dei computer. Perfetto, io però come ho detto nella...
Però sa che c'è, che siccome noi siamo venuti al dibattimento, abbiamo fatto tante altre fasi di questo processo e abbiamo pure un'ordinanza di custodia cautelare in cui sono riportate le sue dichiarazioni, io sono doverosamente nella condizione di doverle contestare, che nel verbale reso al pubblico ministero... Sì, ma quello già lo so, avvocato. Ha detto 2005 invece del 2004, lo so. Cardioni, noi la comprendiamo. Tecnicamente, scusi, abbia Posso fare la pazienza. contestazione? No, c'è un'opposizione, nel senso che tecnicamente la contestazione è ammissibile allorquando c'è una discrepanza tra quello che viene detto oggi rispetto a quello che è detto oggi. Il teste autonomamente ha detto: mi sono sbagliato, probabilmente mi sono sbagliato tra un anno e l'altro, quindi non c'è spazio per una contestazione, perché non c'è alcuna contraddizione. Anzi, come dire, ha spiegato la ragione della contraddizione. Presidente, se la Corte ha ben compreso che all'epoca dell'interrogatorio, la Corte è la migliore, che all'epoca dell'interrogatorio questo signore ha detto una data diversa, io non procedo all'interrogatorio. Lo ha detto, perfetto. L'ha ammesso lui. Ha detto. Perfetto. Allora noi aggiriamo il sistema delle contestazioni che non servono in questo modo. Va bene, allora le domande... Avvocato, No, lei non se lo deve aggiriamo. permettere di dire. Noi non aggiriamo, innanzitutto è offensivo nei confronti Ma della non Corte. aggiriamo in senso offensivo. Allora, aggiriamo lasci perdere che è offensivo nei miei confronti. Io ho spiegato tecnicamente, forse se lei se lo ripassa un attimo il meccanismo della contestazione, che in assenza di una diversificazione tra il detto oggi e il detto prima, la contestazione non ha ragione di essere. Dottor Palazzi, io non ho detto in senso negativo aggiriamo, voglio dire non serve la contestazione perché abbiamo fatto capire alla Corte il dato. Aggiriamo in senso tecnico, non in senso malevolo, ha capito pubblico? Superiamo. Allora, andiamo avanti. Quindi che cosa succede nel 2004? Lei che cosa fa per il gruppo di suo zio Galleoni Giovanni? Allora, io nel 2004, prima che conoscessi mio zio, facevo la vedetta a Piazza Gasparri. Piazza Ma la mia domanda Gasparri non era questa, Cardoni, è inutile. c'erano... Cardoni, scusi, se non io le ho fatto una domanda. Prego. Noi oggi apprendiamo... io sto dando la risposta. Aspetti, non è questa la risposta, perché il suo incipit significa che lei risponde ad un'altra domanda. La mia domanda è questa. Lei la domanda è lei che cosa faceva nell'organizzazione di tuo zio. Io facevo la vedetta a Piazza Gasparri perché dovevo vedere com'era la piazza di spaccio della concorrenza. Questo ho fatto nel 2004, questo ho fatto nel 2007 e sempre così via dicendo. De fondo era sempre quello il lavoro mio. Vede che sempre quella la risposta, non cambia. Allora, le dico, lei che compito ha avuto quando ha iniziato a lavorare per suo zio Galleoni Giovanni a questo punto nel 2004? Allora, il mio lavoro era vedere i movimenti, era vedere la clientela, era vedere come si muoveva l'organizzazione contrapposta alla dietta. E io avevo un motorino, uno scarabeo che quando passavano le forze dell'ordine si rilevò su che in zingaro di guardie. Questo era il compito mio e da là potevo controllare tutto, potevo vedere chi c'era, chi non c'era, che facevano, che non facevano, tutto là. Senta, le posso contestare, pubblico ministero, non c'è proprio una diversità sostanziale, però secondo me è fondamentale. Cioè, allora, se non vuole la contestazione, faccio io la domanda. Quindi, signor Cardoni, lei si doveva infiltrare a Piazza Gasparri? No, io mi sono infiltrato a Piazza Gasparri. Quindi lei nel 2004, dal 2004 e poi nel 2007 si è infiltrato, quindi nessuno sapeva che lei lavorava per suo zio Galleoni Giovanni? Allora, nel 2004 nessuno lo sapeva. E poi? Nel 2004, quando ho conosciuto poi mio zio, ho conosciuto mio zio, ho avuto a che fare con ragazzi di Piazza Gasparri, da Thomas, a Titti, a Ruben, a Uba, a tutti quanti, sapendo che ero il nipote di Giovanni, lavoravo là perché mettevo la scusa che Giovanni non voleva perché dovevo lavorare al chiosco con mio padre.
Ecco qual è il punto. Quindi praticamente lei dice... Prendevo persone della Montagnola, di Ormagliana, di San Basilio, che venivano a Piazza Gaspari a piare la cocaina dagli zingari, comunque sia dal gruppo contrapposto a mio zio, e li mandavo poi in vietta, così guadagnavo pure la vietta. Quindi ecco scusi Cardoni, lei vuol dire che dal 2005, 6, 7 e negli anni a seguire lei poteva agevolmente svolgere attività di acquisto e di cessione sia a Piazza Gasparri che in vietta, questo sta dicendo? Allora, quello che gli sto a dire, 2005-2006, no, perché Giovanni ancora poverino stava in galera, perché l'hanno arrestato nel 2004. Io, ripeto, io le ho fatto un'altra domanda, signor Cardoni. Io le ho detto se lei indistintamente poteva svolgere attività... La domanda io l'ho capita. Lei mi dice, lei ha fatto dal 2004, 5, 6, 7, 8. Io non l'ho fatto tutte le date lo stesso reato. A me mi piaceva andare più a rubarmi le borse, perché guadagnavo di più a rubare borse. L'abbiamo capita sta cosa. Quindi io le voglio fare questa domanda. Lei dal 2004, per date che non ci specifica, poteva svolgere indistintamente un'attività sia a Piazza Gasparri che in vietta. Dopodiché le dico, nel 2006 lei che attività svolgeva? In vietta o a Piazza Gasparri? Io nel 2006 ho spacciato un periodo a Piazza Gasparri, ho avuto a che fare con Giovanni, che ho avuto sta tarantella di soldi del commercialista, e ho ricontinuato a farmi le borse. Quindi tutto là, dal 2006, 2007, 2008, furti che ho detto alla dottoressa Calò, quindi, scusi, lei in questi specifici, e poi non lo so. Quindi lei in questi anni che ha detto non ha collaborato con suo zio Giovanni Galleoni? Ho anche collaborato, ma dopo che ho dovuto scavare una buca 2 metri per 2 metri, mi sono un attimino calmato, sono sceso un attimino dalle nuvole e quindi ho ricominciato a fare il borseggiatore. Poi capitava il mese, la settimana o le 2 settimane che mi mettevo in vietta, che magari non mi andava da andare a rubare, perché comunque sì, andavo per università, per ospedali, per ASL, per comuni. Ma lei l'ha detto, lei faceva come le pare, cioè lei era libero di Io scegliere. sì, certo che facevo come mi pareva, era ovvio. Certo. Quindi questo noi l'abbiamo capito e ne prendiamo atto, però mi pare che a proposito della buca, lei ebbe anche a dire, adesso mi ritrovo il verbale, che successivamente all'episodio della buca lei ha continuato a svolgere attività di cessione di droga, adesso aspetti che le trovo il verbale, per conto di suo zio. Quindi io voglio capire, allora, lei è sceso con i piedi sulla terra, io in ogni verbale ho detto che non ho mai venduto la droga in vietta. Io la droga a via Antonio Forni non l'ho mai venduta per Giovanni, mai. Ho provato a rialzare via Antonio Forni con Massimiani, ma come ho detto agli interrogatori può cercare quello che vuole. Io non ho mai dichiarato di aver venduto un pezzo a via Antonio Forni. È inutile che mi cosa al cervello, io so quello che ho detto, posso sbagliare una data, come si dice, un'azione, ma le cose che me le ricordo bene. Ma lo, guardi, la cosa che lei si ricorda mesi, non la posso cancellare, posso scordarmi di stato singolo. Allora, vediamo un po' questo fatto della buca, perché le devo fare la contestazione formale. Allora, mentre cerco il verbale vado avanti con le domande, così mi avvio alla conclusione. Allora, ulteriore domanda. Dunque, lei ha detto che un giorno lei si ubriaca e va a sfidare Massimino. Vorrei chiederle quando e a sfidarlo di che? In parole sono andato dal signor Massimiliano Spada, era estate, era mi pare agosto. Sono andato da Massimino, gli ho detto scusa, a me Massimino mi ha levato casa, mi ha levato la mansarda, i soldi ti sei presi, mo per norma me lo restituire i soldi. Massimino si è levato le cose che c'aveva in tasca, mi è partito, mi ha dato un mozzico, gli ho dato un cazzotto in fronte, nel frattempo sono sopraggiunti Ottavio, sono sopraggiunti Macisse, Ziba, un altro zingaro di Roma, un sia pugile che non conosco, mi sono autodifeso,
Massimina ha tirato nel frattempo un coltello, c'è un tendine tagliato, qualsiasi medico è proprio giornata, però l'anno può vedere quando è stato deciso. Cardoni, questo le volevo chiedere. Siccome lei ha detto ad agosto, se lo ricorda l'anno? Agosto del 2015, certo che me lo ricordo. Allora le chiedo, ma lei è andato in un ospedale, si è fatto refertare? No, non ci sono andato dall'ospedale, avvocato. E perché non c'è andato all'ospedale? Ma non ci sono andato, ma perché no? Perché una era una perdita di tempo, perché dovevo dire allora io partiamo dal presupposto che a me fare denunce non mi piace. Vabbè, abbiamo capito, non ci andare. Lo so, se vuole una risposta ma deve far da, no, però. ma io l'ho capito, solo che lei adesso ci sta approfondendo le ragioni per le quali non le piace fare le denunce, ma credo che noi l'abbiamo capito perché ce lo ha detto in più. Allora, volevo essere rapida, non toglierle la parola. Ok, allora, perché sono andato all'ospedale? No, l'ha detto, non è andato all'ospedale. Tu andare all'ospedale con gli occhi neri e dire no, mi si è chiuso il dito dentro la macchina. La gente ne è scema, Cioè, che dovevo fare? Devo andare all'ospedale, un figozzo in testa, un occhio nero, il dito tagliato in due, che gli dicevo? Sono cascato dalla bicicletta? Ho evitato perché c'era gente del Grassi che sono amici di Roberto Spada, di Elisabetta Ascani. A proposito degli amici che stanno presso l'ospedale Grassi, chi sarebbero gli amici che sono presso l'ospedale Grassi? Amici, sono pieni di amici, avvocati. Mi dica i C'è sta allora, mo gli faccio un esempio, da portantini, portavitti, infermieri e chi sta a location. Mo magari nell'interrogatorio, ripeto, non sono andato nei particolari perché comunque sia venuto da una situazione traumatizzante, però c'è stava la mamma di Alessandro Calabrese, c'è stava Francesca Zanero, c'è stava come si chiama? Alessio, aspetti, Cardoni, lei non l'ha mai raccontato questo fatto? L'ha raccontato sua moglie. Un servente che lavora là, un altro Alessandro, cavolo si chiama, vabbè, so comunque sia tutte persone che vanno a fare colazione al bar di Roberto, amici, fratelli e così via. Poi ripeto, abbiamo capito che lei aveva delle buone ragioni per non andare che stava là, ma sapevo per certo, siccome conosco nel mio piccolo le leggi, sapevo che se andavo là con un dito a penzoloni, perché poi me ne ha prese due di dita, ma uno non è tagliato di tendine, lo piego. Scusi, se si ferma un attimo. Se andavo là mi avrebbero fatto fare una denuncia contro ignoti, sarebbero venuti i poliziotti del commissariato che sta dentro l'ospedale. Scusi Cardoni, lei ha detto che non è andato in ospedale perché lì c'erano tutte le persone, portantini e quant'altro che conoscevano probabilmente i suoi aggressori. I nomi ce ne ha fatti due e le voglio dire, noi li abbiamo citati, abbiamo chiesto alla Corte di portarli come testimoni, quindi loro ci verranno a raccontare come stanno le cose. La domanda successiva è questa: lei che cosa sa del libro mastro dei Baficchi? Allora, un libro mastro dei Baficchi, di Giovanni, perché non era dei Baficchi. Un libro mastro da quello che so nel 2000... Scusi Cardoni, lei la scorsa volta alla Corte ha detto, ed eravamo presenti, che il libro grande che avevano tutti i Baficchi, lo ha detto lei, ho detto che i Baficchi in genere usano i quaderni per delle società, ma non tutti. Il libro di Giovanni era di Giovanni, non era dei Baficchi. Giovanni aveva i cavoli sua, quindi Barbara, mi pare, Titti, Mara, Marcella, non c'avevano niente a che fare con Giovanni Galloni. Giovanni Galloni era il boss, loro erano cagnolini che abbaiavano. Punto. E il libro master era di Giovanni, non era dell'altro, era il suo. Poi se le mie zie magari facevano i prestiti di 200 euro di vecchiette per prendere a fine mese 300 e c'avevano il libretto, il quadernino, quello 4x4, è una cosa loro. Cardoni, la domanda era, quindi non c'erano più libri mastri come ha detto l'altra volta, c'era un solo libro mastro, e chi ce l'aveva questo libro mastro? Il libro mastro ce l'aveva Giovanni, il suo. Per l'arte, vi ripeto, magari mi sono scordato, ecco, magari questo è un
come si dice, una buona cosa per dirlo, mi sono scordato di dirlo magari in fase di interrogatorio, ma c'è le zie che magari hanno le piccole società, come gli davano i soldini a Strozza, la sorella di Lelli, quando andava a trovare Lelli, poverina, al carcere, e gli davano sti soldini, questo da Barbara, a Caiuscia che c'ha il quadernino loro con la società. E lei questi fatti non l'ha mai raccontati, se li ricordati adesso che gliel'ho domandato io, no? No, avvocato, l'ho detto anche l'altra volta, non l'ho detto in fase di interrogatorio perché c'avevo proprio una difficoltà traumatizzante, avvocato. Ma lei si rende conto, uno come me che si fa la casa da Nozzozzone come Massimino, perché ne vengono 30 con le pistole e quei coltelli e somigliati? Per me è stata un'umiliazione farmi levare a casa. Allora io le case mi faccio levare a casa. Cardoni, lei non deve parlare e dire le cosa le viene in mente, deve rispondere a una domanda. La verità, l'altra volta ho detto che i Baficchi hanno sto metodo, sto coso, ho detto pure l'altra volta, e mo sono qui. La domanda era chi aveva il libro mastro, lei ha detto ce l'aveva Baficchio, la risposta è completa, non è che deve parlare mezz'ora per raccontarci cose. Lei ha detto il libro mastro ce l'avevano i Baficchio, Perfetto. No, allora io ci sento orecchie, ho 30 anni, sono giovane, i Baficchio, no il, se no non stavamo 5 minuti a polemizzare. Ha detto il libro mastro dei i Baficchio. Va bene. Abbiamo capito. La domanda successiva è alla morte di Galleoni Giovanni, il libro mastro chi l'ha preso? Non lo so. Non lo sa? Non so proprio, no. Non ha più sentito parlare? So che c'aveva un socio a Sharm el Sheikh che ora mi sfugge il nome, so che il fratello di Paola Biglietti era socio anche lui con Giovanni. Chi è ma Paola più di Biglietti? questo non so. Chi è Paola Biglietti? Il fratello di Paola Biglietti, l'ex moglie. Ah, ecco. No, ma la domanda... L'ex moglie perché poverale, vabbè. Lei ha mai sentito più parlare del libro mastro dopo la morte di Giovanni Galleoni? Sì, ne ho sentito parlare perché in problema è successo che Lelli, quando abitava in macchina con Giorgia, io per farlo rosicare così ho detto il libro mastro c'ho io. E Lelli ha cominciato a riammere più. E è successo più volte che quando uscivo
Buongiorno. Con mio padre, ecco qual è il punto. Quindi praticamente lei dice... Prendevo persone della Montagnola, di Ormagliana, di San Basilio, che venivano a Piazza Gaspari a più la cocaina dagli zingari, comunque sia dal gruppo contrapposto a mio zio, e li mandavo poi in vietta, così guadagnavo pure la vietta. Quindi ecco scusi Cardoni, lei vuol dire che dal 2005, 6, 7 e negli anni a seguire lei poteva agevolmente svolgere attività di acquisto e di cessione sia a Piazza Gasparri che in vietta, questo sta dicendo? Allora, quello che gli sto a dire, 2005-2006, no, perché Giovanni ancora poverino stava in galera, perché l'hanno arrestato nel 2004. Io, ripeto, nel 2006-2007, prima che carceravano Uber, ho venduto in piazza con Michael Cabrera, Chicco Erpuzzola, Tiziano Spada. Io le ho fatto un'altra domanda, signor Cardoni. Io le ho detto se lei indistintamente poteva svolgere attività... La domanda io l'ho capita. Lei mi dice, lei ha fatto dal 2004, 5, 6, 7, 8. Io non ho fatto tutte le date lo stesso reato. A me mi piaceva andare più a rubarmi le borse, perché guadagnavo di più a rubare le borse. L'abbiamo capita sta cosa. Quindi io le voglio fare questa domanda. Lei dal 2004, per date che non ci specifica, poteva svolgere indistintamente un'attività sia a Piazza Gasparri che in vietta. Dopodiché le dico, nel 2006 lei che attività svolgeva? In vietta o a Piazza Gasparri? Io nel 2006 ho spacciato un periodo a Piazza Gasparri, ho avuto a che fare con Giovanni, che ci ho avuto sta tarantella di soldi del commercialista, e ho ricontinuato a farmi le borse. Quindi tutto là, dal 2006, 2007, 2008, furti che ho detto alla dottoressa Calò, specifici, e poi non so. Quindi lei in questi anni che ha detto non ha collaborato con suo zio Giovanni Galleoni? Ho anche collaborato, ma dopo che ho preso, ho dovuto scavare una buca, 2 metri per 2 metri, mi sono un attimino calmato, sono sceso un attimino dalle nuvole e quindi ho ricominciato a fare il borseggiatore. Poi capitava il mese, la settimana o le 2 settimane che mi mettevo in vietta, che magari non mi andava da andare a rubare, perché comunque sì, andavo per università, per ospedali, per ASL, per comuni. Ma lei l'ha detto, lei faceva come le pare, cioè lei era libero di scegliere. Io sì, certo che facevo come mi pareva, era ovvio. Certo. Quindi questo noi l'abbiamo capito e ne prendiamo atto, però mi pare che a proposito della buca, lei ebbe anche a dire, adesso mi ritrovo il verbale, che successivamente all'episodio della buca lei ha continuato a svolgere attività di cessione di droga, adesso aspetti che le trovo il verbale, per conto di suo zio. Quindi io voglio capire, allora, lei è sceso con i piedi sulla terra, io in ogni verbale ho detto che non ho mai venduto la droga in vietta. Io la droga a via Antonio Forni non l'ho mai venduta per Giovanni, mai. Ho provato a rialzare via Antonio Forni con Massimiani, ma come ho detto agli interrogatori può cercare quello che vuole. Io non ho mai dichiarato di aver venduto un pezzo a via Antonio Forni. È inutile che mi cosa al cervello, io so quello che ho detto, posso sbagliare una data, come si dice, un'azione, ma le cose che me le ricordo bene. Ma guardi, cosa che lei si ricordi mesi, non la posso cancellare, posso scordarmi questo singolo. Allora, vediamo un po' questo fatto della buca, perché le devo fare la contestazione formale. Allora, mentre cerco il verbale vado avanti con le domande, così mi avvio alla conclusione. Allora, ulteriore domanda. Dunque, lei ha detto che un giorno lei si ubriaca e va a sfidare Massimino. Vorrei chiederle quando e a sfidarlo di che? In parole sono andato dal signor Massimiliano Spada a restate, era mi pare agosto. Sono andato da Massimino, gli ho detto scusa, a me Massimino ma levato casa, ma levato la mansarda, i soldi ti sei presi, mo per norma me lo restituire i soldi. Massimino si è levato le cose che c'aveva in tasca, mi è partito, mi ha dato un mozzico, gli ho dato un cazzotto in fronte, nel frattempo sono sopraggiunti Ottavio,
sono sopraggiunti Macisse, Ziba, un altro zingaro di Roma, comunque sia pugile che non conosco, mi sono autorifeso. Massimina ha tirato nel frattempo un coltello, c'è un tendine tagliato, qualsiasi medico mi vuole visitare il dito, è proprio tagliato il mio tendine. Penso un ospedale specialistico può vedere in il giornale, però l'anno può vedere qual è stato preciso. Scusi, Cardoni, questo le volevo chiedere. Siccome lei ha detto ad agosto, se lo ricorda l'anno? Agosto del 2015, certo che me lo ricordo l'anno. Allora le chiedo, ma lei è andato in un ospedale, si è fatto refertare? No, non ci sono andato dall'ospedale, avvocato. E perché non c'è andato all'ospedale? Ma non ci sono andato, ma perché no? Perché uno era una perdita di tempo, perché dovevo dire allora io partiamo dal presupposto che a me fare denunce non mi piace. Vabbè, abbiamo capito, non ci andare. Lo so, se vuole una risposta ma deve far da, no, però. ma io l'ho capito, solo che lei adesso ci sta approfondendo le ragioni per le quali non le piace fare le denunce, ma credo che noi l'abbiamo capito perché ce lo ha detto in più. Allora, volevo essere rapida, non toglierle la parola. Ok, allora, perché sono andato all'ospedale? No, l'ha detto, non è andato all'ospedale. Ah, devo andare all'ospedale con gli occhi neri e dire no, mi si è chiuso il dito dentro la macchina. La gente ne è scema, eh? Cioè, che dovevo fare? Devo andare all'ospedale, un figozzo in testa, un occhio nero, il dito tagliato in due, che gli dicevo? Sono cascato dalla bicicletta? Vabbè, ho evitato perché c'era gente del Grassi che sono amici di Roberto Spada, di Elisabetta Scani. A proposito degli amici che stanno presso l'ospedale Grassi, chi sarebbero gli amici che sono presso l'ospedale Grassi? Amici, sono pieni di amici, avvocati. E mi dica i nomi. Allora, mo gli faccio un esempio, da portantini, portavitti, infermieri e chi sta a location. Mo magari nell'interrogatorio, ripeto, non sono andato nei particolari perché comunque sia venuto da una situazione traumatizzante, però c'è stava la mamma di Alessandro Calabrese, c'è stava Francesca Zanero, c'è stava come si chiama? Alessio, aspetti, Cardoni, lei non l'ha mai raccontato questo fatto? Un servente che lavora là, un altro Alessandro, cavolo si chiama, vabbè, so comunque sia tutte persone che vanno a fare colazione al bar di Roberto, amici, fratelli e così via. Poi abbiamo capito che lei aveva delle buone ragioni per non andare che stava là, ma sapevo per certo, siccome conosco nel mio piccolo le leggi, sapevo che se andavo là con un dito a penzoloni, perché poi me ne ha prese due di dita, ma uno non è tagliato di tendine, lo piego. Scusi, se si ferma un attimo. Sapevo che se andavo là mi avrebbero fatto fare una denuncia contro ignoti, sarebbero venuti i poliziotti del commissariato che sta dentro l'ospedale. Scusi Cardoni, lei ha detto che non è andato in ospedale perché lì c'erano tutte le persone, portantini e quant'altro che conoscevano probabilmente i suoi aggressori. I nomi ce ne ha fatti due e le voglio dire, noi li abbiamo citati, abbiamo chiesto alla Corte di portarli come testimoni, quindi loro ci verranno a raccontare come stanno le cose. La domanda successiva è questa: lei che cosa sa del libro mastro dei Baficchi? Allora, un libro mastro dei Baficchi, dei Giovanni, perché non era dei Baficchi. Un libro mastro era quello che Scusi Cardoni, lei la scorsa volta alla Corte ha detto, ed eravamo presenti, che il libro grande che avevano tutti i Baficchi, lo ha detto lei, ho detto che i Baficchi in genere usano i quaderni per delle società, ma non tutti. Il libro di Giovanni era di Giovanni, non era dei Baficchi. Giovanni aveva i cavoli sua, quindi Barbara, mi pare, Titti, Mara, Marcella, non c'avevano niente a che fare con Giovanni Galloni. Giovanni Galloni era il boss, loro erano cagnolini che abbaiavano. Punto. E il libro master era di Giovanni, non era dell'arte, era il suo. Poi se le mie zie magari facevano i prestiti di 200 euro di vecchiette per piani a fine mese 300 e c'avevano il libretto, il quadernino, quello 4x4, è una cosa loro. Cardoni, la domanda era, quindi non c'erano più libri mastri come ha detto l'altra volta, c'era un solo libro mastro, e chi ce l'aveva questo libro mastro? Il libro mastro ce l'aveva Giovanni, il suo. Per l'arte, vi ripeto, magari mi sono scordato, ecco, magari questo è un buon
un buon, come si dice, una buona cosa per dirlo, mi sono scordato di dirlo magari in fase di interrogatorio, ma c'è le zie che magari hanno le piccole società, come gli davano i soldini a Strozza, la sorella di Lelli, quando andava a trovare Lelli, poverina, al carcere, e gli davano sti soldini, questo da Barbara, a Caiuscia, che c'ha il quadernino loro qua, la società. E lei questi fatti non l'ha mai raccontati, se li ricordati adesso che gliel'ho domandato io, no? No, avvocato, l'ho detto anche l'altra volta, non l'ho detto in fase di interrogatorio perché c'avevo proprio una difficoltà traumatizzante, avvocato. Ma lei si rende conto, uno come me che si fa levare a casa da uno zozzone come Massimino, perché ne vengono 30 con le pistole e quei coltelli somigliari? Per me è stata un'umiliazione farmi levare a casa. Ho levato io le case, sto coso, ho detto pure un'altra volta, e mo sono la domanda era chi aveva il libro mastro, lei ha detto ce l'aveva Baficchio, la risposta è completa, non è che devi parlare mezz'ora per raccontarci. No, lei ha detto il libro mastro ce l'avevano i Baficchio, Perfetto. No. Dei Baficchio. Va bene. Abbiamo capito. La domanda successiva è: alla morte di Galleoni Giovanni, il libro mastro chi l'ha preso? Non lo so. Non lo sa? Non so proprio. No. Non ha più sentito parlare? So che c'aveva un socio a Sharm el Sheikh che ora mi sfugge il nome. So che il fratello di Paola Biglietti era socio anche lui con Giovanni. Chi è ma Paola più di Biglietti? questo non so. Chi è Paola Biglietti? Il fratello di Paola Biglietti, l'ex moglie. Ah, ecco. No, ma la domanda... L'ex moglie perché poverello, vabbè. Lei ha mai sentito più parlare del libro mastro dopo la morte di Giovanni Galleoni? Sì, ne ho sentito parlare perché in Poverello è successo che Lelli, quando abitava in macchina con Giorgia, io per farlo rosicare così ho detto il libro mastro c'ho io, e lei ha cominciato a riammere più, e è successo più volte che quando uscivo di casa, più volte ho incontrato pure Silvano Spada con la moglie o Silvano da solo, che magari mi diceva sono andato da mio fratello, oppure devo dire una cosa a tua Silvano, se ci sto io a casa non salì, e poi mi riveniva riferito quando salivo su a casa che effettivamente Silvanello, Massimino e Tiziano erano saliti, addirittura gli avevano pure nascosto il telefono, che ha dovuto fare un casino, ha detto che faccio bene, se ne esce fuori il telefono chiamo guardie. Cardoni, abbiamo capito, volevo sapere, quindi lei è andato a dire a questi signori che aveva un libro mastro a casa? Sì, noi gli ho detto a Lelli per buffeggiarlo, a Lelli, se poi Lelli l'è andata a dire al mondo intero, non è colpa mia. Senta, una cosa volevo dirle, lei ha parlato di Rami e Sami. Sì. Come li conosce? Li conosceva? Certo li conosco. Volevo dire, lei ha detto Rami e Sami spacciavano, l'ho saputo da terzi. Sì. Lei ci può sostanzialmente dire il periodo? Allora, Rami e Sami, il signor Rami e Sami, Le allora, ho fatto una domanda, pure le ho terzi, chiesto... mi posso pure correggere, perché Rami all'epoca c'era un autolavaggio davanti, cioè vicino via Antonio Forni, e faceva spacciare i ragazzetti, il fumo, l'erba, la cocaina. Quindi ho saputo da terzi, diciamo che comunque sia tra me, Rami, Ottavio, questi ragazzetti che siamo dell'80, ecco, Sani mi pare dell'88, Rami è del 90, Ottavio è dell'80, cioè siamo tutti coetanei, fra virgolette, e dai 13 anni ai 20 anni, finché uno non si è fatti le famiglie, stavamo in buoni rapporti, poi hanno ammazzato Giovanni, i rapporti si sono un po' declinati. Sì, ma Cardoni, io le ho fatto un'altra domanda, Presidente, può intervenire lei per favore? Io ho fatto risponda alle domande, vi ha chiesto in che periodo? A Ragni ha cominciato a spacciare la droga dal 2006 a quando sono arrestato adesso, cioè ha sempre venuto la droga Rami, con Ottavio, col fratello, come si dice? Scusi, non lo so.
posso dirle una cosa? Il periodo, lei dice dal 2006 ad oggi? Il periodo dal 2006 al 2016, al 2017 2018 che l'hanno arrestato. Quindi Così dal 2006 al 2018, scusi signor Cardoni, ma lei da quant'è che non va a Ostia? Io so 3 anni. E quindi lei come fa a dire che Rami Serur spacciava droga fino al 2017 se sono 3 anni che non frequenta Ostia? 2018 perché l'hanno arrestato per operazione Glisse. Vabbè, al di là dell'arresto, lei come sa che ancora questa Lo so attività perché sul telegiornale è uscita operazione Glisse così con le foto di questi ragazzi. Quindi le sue notizie le ha prese dal telegiornale e dai giornali? Non è che notizie ho prese dal telegiornale o dal giornale, se io prima che arrestavano Rami ho detto che spacciava e sta in galera, non è che io ho il giornale del futuro, mi sono letto il giornale del futuro e ho fatto arrestare perché ho letto il giornale. Risponda a questa domanda, Cardoni, lei fino a quando è rimasto a Ostia ha saputo, ha visto allora, che io finché spacciavano? sono stato a Ostia nel 2016, gennaio 2016, mi pare mi hanno portato via il 12 o il 13 gennaio, Rami stava sempre davanti al kebabaro del padre a farsi impiccetti sua, a vendere fumo, a dar chiletta a buffo, queste cose qua. Questo lei lo ha raccontato e noi ci fidiamo di quello che ha detto la scorsa udienza e mi interessava il periodo, quindi è fino al 2016 che succedeva questo. Senta. Sì, Rami ha sempre spacciato, sì. Sì. Senta, le voglio fare una domanda, ma nel 2012, 13 e 14 Rami ha svolto attività di spaccio? Rami nel 2013, come dice lei, stava a arresti domiciliari, in mansarda. Lo so perché mi ha raccontato lui. La mansarda sta vicino al porto turistico, all'entrata. E ci sono state pure alla mansarda dei Rami. Se proprio vi interessa. Senta, ma e se vuole gli dico pure com'è costruita, che mobili c'ha, il divano, il letto. Sì, ma al di là dei mobili di Rami, le voglio chiedere, visto che lei ha parlato della mansarda, lei e sua moglie avete offerto in vendita alla famiglia di Rami una delle case occupate, visto che lei si è ricordato dell'episodio della mansarda? Il signor Rami è venuto da me offrendomi dei soldi per casa di mia madre. Non lo sono andato a cercare io Rami. Cardoni, mi scusi, il signor Rami, senza sapere che lei vendesse la casa, è venuto da lei a chiedere in vendita la casa? Allora, avvocato, come l'ho detto prima, Rami lavora con gli Spada, Simone Micheli lavora per gli Spada, lavora, non lo so. Tutte persone che girano nel loro circolo vizioso mi sono venuti a chiedere questa casa e per magia la casa mi è stata levata. Senta, è un po' strano che Rami se la fa con... Prego. Scusi, il signor Rami, lei al signor Rami a quanto l'ha messa in vendita la casa? Io glielo vendo a 16.000 euro perché non la sopportavo più la casa. 16.000 euro, e perché poi non l'ha venduta più? Non l'ho venduta perché lui me ne voleva da 2.000, poi sistemarla un pochino, io purtroppo non c'ho la finanziaria, avvocato. Rami i soldi da buttare ce l'aveva, li poteva tirare fuori e si via la casa. Va bene. Senta, chi è Baficchiona? A Baficchiona era mia nonna Maria. La? Maria Galleoni, la mamma di mio padre. Senta, quindi il nome Baficchiona è riferibile ad una nonna, non ad una nipote di Giovanni Galleoni? No, mia nonna era Baficchiona. Che poi era il soprannome diciamo dolce che gli ha messo mio padre, inizia a Baficchiona. Ma poi un po' tutti, pure a Piazza Gaspari, tutti la chiamavano Baficchiona. Cardoni, perché era quella che aveva fatto il film Amore Tossico, no? Che poi in 21 cinquantino. Senta Cardoni, mi ascolti un attimo, perché Docio Paul ha riferito che il termine Baficchiona fosse riconducibile ad una nipote che era fidanzata con tale Fabrizietto. Visto che lei era parte della famiglia, io le vorrei chiedere, lei ha conoscenza che una nipote di nome Baficchiona, come dice Docio Paul, fosse fidanzata con tale come fa di cognome? No, perché io ce l'ho una cugina, si chiama Simona e sta con tale che si chiama Fabrizio. Quindi, però non penso è lo stesso. Mi dica lei, chi è questo Fabrizio? Fabrizio De Sa... no, aspetti, allora...
Fabrizio De Salvo. Perfetto, ulteriore domanda. Figlio di Rosa il qualcosa e Tonino De Salvo, che abitano a via Vasco de Gama, e mia cugina Simona abita là con Fabrizio a via Vasco de Gama, a Fiere Mauro. Senta, ma lei nel 2005-2006 ha svolto attività di cessione a terzi, cioè di spaccio per conto di Francesco De Silvio, ha detto lei l'altra volta, no? Se lo ricorda. Sì. Quindi lei nel 2005-2006 svolgeva questa attività. Guarda, penso più 2006-2007, avvocato, scusi. No, lo devi dire lei, 2005-2006 o 2006? No, 2006-2007, perché nel 2007 l'hanno arrestati. Io ripeto, non è che avevo un grande spaccio, cioè ripeto, io facevo come mi pareva, e stavo una settimana a Dusè e me ne andavo. Non c'avevo un padrone fisso. Lei non c'aveva padroni sostanzialmente, no? A me mi faceva la giornata mia erano 100 euro, dipendeva, Roberto dava 10 euro, e magari ecco, con Roberto non c'è, con Daniele non ci ho lavorato, Daniele te ne dava 7,50, a fine giornata quello che hai guadagnato te davano, veniva Uber, veniva una terza persona. Quindi a me interessava il periodo, quindi era 2006-2007. Sì. E poi sa che cosa è successo a Francesco De Silvio? L'hanno arrestato. E da quanti anni è detenuto? Lei lo sa? Tra giornali e notizie allora, dirette? Io Francesco De Silvio vedeva all'area, perché lui stava all'alta sorveglianza, io a Ciravecchia stavo a prima A mi pare, e quando lui faceva l'aria io vedevo dal balcone. Ma io le ho fatto un'altra domanda, le ho detto se lei è a conoscenza di Silvio si sta carcerato dal 2007. Ecco. Poi è uscito nel 2012 mi pare, perché ho incrociato di incontrare una persona, mi pare uscito nel 2012-2013, poi è arrivata la condanna definitiva e l'avevano rimandata a Civitavecchia, da quello che so. Senta, ma lei ha parlato di una serie di ha parlato di Daniele Pergola perché l'avvocato le ha fatto la domanda su Ruben. E sì. Ha detto oggi Daniele Pergola lo vedevo che spacciava con Ruben, questo è quello che ha detto e poi ha specificato. Sì. Allora le voglio fare questa domanda, lei è stato sentito tante volte dai pubblici ministeri e questa circostanza di fatto lei non l'ha mai riferita, se l'è ricordata oggi? Ma io se non l'ho riferito o meno, questo io però mi ricordo che ho detto che 2007-2008 la piazza era gestita da Daniele Pergola e c'era Ruben Alves. Lei lo sa che Dociu Paula lei lo sa che Dociu Paula ha detto tutta un'altra storia, parlava degli Spada, no? Questo lei vabbè, lo sa. Ma posso chiedere una cosa, ma sto Dociu Paula è quello della foto 23? Penso di sì, guardi. Vabbè, quello che è piccoletto. In contrapposizione è lo stesso, no? Di un altro collaboratore. Senta, posso fare una domanda visto che lei mi ha dato il là, come ha detto poco prima, visto che lei mi ci fa pensare, le chiedo, ma lei che sa di Dociu Paul? Allora, se è quel ragazzo da foto, sì, è quello che mi hanno fatto vedere, è lui, allora io so che fino al 2008-2009 circa è stato un Vietta. Poi Giovanni ha cacciato, lui è l'egiziano perché vedeva tipo troppi spostamenti a Piazza Gaspari e l'ha trattati come cani e sono andati via, l'ha cacciati. E sto Dociu Paul fondamentale non è che so tanto, perché francamente lo chiamavo il romeno, lo trattavo sempre, non è che lo trattavo sempre male, però magari mi faceva la Ceres, cose, a parte rompeva il cavolo pure a Lelli, a tutti. Però diciamo mi è capitato un po' di volte di trattarlo male, di umiliarlo. So che c'aveva una mezza relazione con l'egiziano perché l'ho incontrato al mercato de Panorama che si stavano a baciare e dopo una settimanella o due ho chiesto Abdel, no? Non mi ricordo se si chiama Abdel o qualcosa del genere. Comunque gli ho detto romano, gergo romano, e ho fatto ma Don Groppi. Vabbè, io in Egitto mi pare che non scusate fosse il una termine, però non so come dirlo in italiano. Lo conosceva così. E lui mi ha detto noi in Egitto pure i cani facciamo, gli animali, e lui a me, vabbè, cose un po', vabbè, quello penso inerente a sta storia. Poi mi ricordo sempre di sto Dociu Paul
che mi pare era da poco nato mio figlio Giovanni, mio figlio è nato il 1° ottobre, sarà stato prima di Natale penso. Mi ricordo che il fratello d'Ottavio Manolo ha preso a calci nel sedere da il bar di Roberto fino alle Case Rosse, un altro po' lo ficcavano sotto a una macchina. Quindi se la stessa persona che dico io, quindi cioè della foto. Quindi sostanzialmente non lo consideravano, non lo stimavano, per quanto lei ne sa. No, io non so se lo stimavano o meno, io so di questi episodi perché purtroppo l'ho conosciuto così, ma in Vietta c'è stato roba dei 2 mesi, così. Poi si è andato in piazza, è diventato un narcotrafficante, questo non glielo so dire. Quindi lei so non lo solo sa, che ho però. visto, Lei che di Ostia sapeva tutto. Scusi, lei che di Ostia sapeva tutto e andava dalla Vietta a Piazza Gaspari come voleva, senza padroni. Lei sì, ma io mi ero sposato, avvocato, io una volta che mi sono sposato ho fatto Giovanni, ormai la gente la scansavo perché erano tutti invidiosi di me. Senta, l'ultima domanda, però non si arrabbi se gliela faccio. I rapporti con sua moglie, come sono? Rapporti durante la convivenza a Ostia? Erano rapporti contrastati? Le è capitato mai di picchiare sua moglie? Beh, è capitato che gli ho dato un par di ceffoni, sì, ma quello non può dirmelo. Poi se so botte, 2 pizze, gli avrà menato, gli ho dato 2 pizze, ok? Senta, le è mai capitato di darle colpi sulla testa reiteratamente? No, botte sulla testa, gli avrò dato una pizza, ma botte sulla testa dei colpi mi pare un po' allargata come cosa. Ma dico, lei l'ha mai saputo che sua moglie si lamentava con la madre al telefono, che lei la picchiava costantemente, gli dava... Ma lei, signor giudice, senta, signor giudice, lei si poteva pure lamentare con la madre, è il violento non ero io, signor avvocato. Poi, mia moglie quando, tra virgolette, c'ho avuto una relazione con un'altra ragazza, mi ha preso a bastonate per 2 anni, coglio, mi ha dato un sacco di botte, ma non è che ho denunciato che ho sbagliato, sempre una persona mandata dagli zingari, che poi sarebbe la figlia di Anna Rita De Felice, no? Che era venuta a parlare male del Claspada a casa mia, tutte cose, però io non me ne reputo una persona violenta, i violenti sono altri. Abbiamo capito le dinamiche anche familiari, quindi...